Allora, anche questa mattina leggeremo questa paginetta di questo bellissimo, importante libro che senza saperlo, pensate, abbiamo letto questo libro, Il viaggio di mamma Teresa di Silvia Pascale e Orlando Materassi, questi due docenti, insegnanti, senza sapere cosa sarebbe successo, che sarebbero partite altre guerre. Avete sentito anche ieri, sta allargando sempre più questo conflitto ed è veramente molto molto preoccupante. Prima di presentare gli ospiti saluto anche Maria Pia, che ieri ho incontrato, che mi ha fermato, che sta dicendo le preghiere per noi, mi ha detto che tutte le mattine dice una preghiera per Mirella e per tutti voi, perciò penso sia doveroso salutare Maria Pia e ti ringrazio veramente. E prima di presentare le graditissime ospiti leggiamo questa paginetta di questo importante libro che racconta la storia anche di tante donne che anche in questo momento, chissà, stanno cercando i loro figli morti in guerra oppure scomparsi che non trovano. Mosso a compassione, fu così gentile che andò a chiedere informazioni dentro l'ospedale e addirittura a cercare mio figlio. A un certo punto vidi apparire Anadace in cima alla gradinata dell'entrata dell'ospedale. Scendeva le scale di corsa. Io non ci ho pensato due volte, non ho nemmeno aspettato il permesso del piantone e ci siamo corsi incontro abbracciandoci a metà del viale. Quanta gioia poterlo rivedere e stringere dopo lunghissimi mesi di angoscia. Ci abbracciammo a lungo, senza parlare e, passata l'emozione, mi disse quello che gli era successo e il motivo del suo ritorno in Italia. Mi raccontò che in Grecia molti suoi compagni erano stati feriti o uccisi nei combattimenti, mentre lui era in luoghi più riparati a svolgere il suo incarico. Ma questo lavoro si era rivelato più difficile del previsto. Aveva perso molto a vista e la paura e l'angoscia lo aveva debilitato anche fisicamente. Il comando aveva deciso per un ricovero in un ospedale in Grecia per qualche tempo e poi, visto che la situazione non migliorava, lo avevano trasferito in questo ospedale militare a Cervia, in attesa che si riprendesse perfettamente. Allora, qui c'è anche la foto di questa mamma, guardate che bella, questa fatta con l'acquarello, che abbraccia il figlio, quei due fratelli, gli altri due figli che l'hanno accompagnata in questo percorso per ritrovare questo adorato figlio. Presento subito le ospiti. Abbiamo in studio l'avvocato Maria Stella Di Bartolo, presidente Telefono Rosa. Grazie Maria Stella di essere qui. Assieme a un'altra donna che sta cercando veramente anche lei di dare un supporto importante alla figura femminile, la dottoressa Monica Inio, assistente Telefono Rosa. Parleremo di tante cose, ma soprattutto a livello psicologico, questa donna ancora umiliata, ancora sottovalutata. Come parlavamo ieri, vi ricordate, nel 2026, nonostante il lavoro uguale, gli stipendi sono diversi tra uomo e donna, la fatica di portare avanti la famiglia. Allora inizierei proprio dall'avvocato Maria Stella Di Bartolo, presidente appunto di Telefono Rosa, questo Telefono Rosa che è in prima linea per combattere anche veramente questo mi non vo combatta, ma guardo da un'altra parte, la donna è sola, sì la panchina, ma dopo cosa c'è dopo la panchina? Prego Presidente. Io intanto ringrazio per averci dato questo spazio di discussione e di parola. Cosa posso dire? Noi come Centro Antiviolenza siamo evidentemente l'esempio del fatto che una solidarietà tra donne, in questo caso una solidarietà di genere, può contribuire a far sì che donne fragili, che non lo sono in realtà fragili, sono donne che vivono un momento di fragilità, attivando con l'aiuto delle nostre, soprattutto delle nostre psicologhe, perché la dottoressa Inio è, oltre a essere coordinatrice del centro, è psicologa e assieme ad altre colleghe fanno un lavoro estremamente di qualità e certosino sulla consapevolezza delle donne, provando a dare loro quegli strumenti necessari per cui attivano le loro risorse, perché è vero che c'è intanto intorno a noi Mi non vo combattere, però c'è anche una rete di persone
che si attivano e vogliono aiutare le donne, in questo caso vittime di violenza. Noi siamo estremamente specifici come settore di volontariato, perché in base alla normativa che regola l'attività del centro antiviolenza dobbiamo garantire un certo tipo di servizio con una modalità che è quella dell'ascolto neutro ma non neutrale, empatico e non giudicante. E questo fa sì che dovrebbe essere più facile arrivare per le donne a entrare in un centro di antiviolenza e trovare uno spazio in cui si può costruire per loro, attivando tutte i protagonisti della rete del territorio, un percorso per una vita migliore. Questo è per dare il senso che in questa realtà che siamo noi, come altre 4 nella provincia di Treviso, non c'è il Mi Non Vo Combattere. Noi ci siamo sempre disponibili ad ascoltare. Fra l'altro da dicembre possiamo anche prendere in carico ragazze che hanno compiuto i 14 anni senza il consenso dei genitori, e questo per noi aprirà deve aprire un momento di riflessione anche come operatrici professioniste del centro antiviolenza, perché ancora di più il nostro ruolo diventa estremamente rilevante nel registrare anche l'andamento della società giovanile, dei giovani. Com'è l'andamento, Presidente? Come funziona questo andamento? Che numeri avete? Ecco, da 2 anni diciamo a questa parte è migliorato? Che andamento c'è? Visto che il Mi Non Vo Combattere sta un po' scemando. Il Mi Non Vo Combattere sta un po' scemando, però allora noi abbiamo avuto quest'anno faccio riferimento al 2025, siamo abbastanza in linea al 2024, però abbiamo avuto un numero circa 440 contatti. Che vuol dire telefonate, mail, richieste di interventi, e attualmente abbiamo in carico 290 donne, di cui 180 nuove e il resto che vengono dagli anni precedenti, perché sì, evidentemente il percorso di fuoriuscita dalla violenza è complesso. C'è chi finisce prima, c'è chi ha bisogno di più tempo. Quindi i numeri sono, al momento abbiamo 290 donne in carico. È un lavoro. È un lavoro. Allora sentiamo anche la dottoressa Inio. E dopo cosa succede? Una volta che questa donna esce, questa donna che ha fatto questo percorso non sempre facile e anche molto faticoso, a mio avviso non è così semplice, ecco, intraprendere anche una vita che cambia completamente, specialmente se ha anche dei figli. Ecco, cosa trova, ecco, il dopo Telefono Rosa? Che supporto c'è ancora? Voi l'accompagnate anche in un percorso del dopo? Perché riprendere la normalità non è così semplice e così facile, tanto è vero che ho sentito diverse donne che hanno paura del dopo, hanno paura di questo uomo che torni ad avvicinarle, che riesca ancora una volta a farsi sentire, perché abbiamo visto anche il problema del braccialetto elettronico e anche la distanza, se ne fregano altamente, se l'obiettivo è quello di colpire ancora ce la fanno, non c'è niente da fare. Prego. Sì, i dati che ha riportato l'avvocata Di Bartolo sono molto forti, perché 400 contatti l'anno sono moltissimi. La donna quando accede al centro antiviolenza viene ascoltata, quindi con un ascolto neutro, non giudicante, soprattutto anche gratuità nei servizi. Viene fatta immediatamente una valutazione del rischio, e in questo caso, se il rischio è alto, la donna viene inserita in pronta accoglienza, successivamente in casa rifugio o inviata alle forze dell'ordine se la situazione è grave, e questa è una prima differenziazione. Dopodiché ricordiamo che a Treviso vi è una rete che funziona benissimo, quindi una rete formata dalle forze dell'ordine, pronto soccorso, servizi sociali, quindi siamo in rete, c'è un tavolo tecnico istituzionale interistituzionale che comprende varie associazioni e vari ordini. Il percorso poi principale la donna lo fa all'interno di un centro antiviolenza, nel raccogliere
le informazioni legali dalle nostre avvocate per sapere cosa come muoversi e soprattutto quelli che sono i suoi diritti. Poi inizia un percorso di sostegno psicologico per portare la donna alla consapevolezza che ciò che sta vivendo è un reato, che la violenza non ha mai una giustificazione, no? Se l'è voluta, se l'è cercata, non c'è mai giustificazione alla violenza, ma la consapevolezza è un percorso che la donna farà all'interno di un centro antiviolenza. Non è facile, spesso quando le donne arrivano si giustificano, ma forse ci sono donne che hanno maggior bisogno di me, forse il mio caso non è sufficientemente grave. E informazioni anche di carattere commercialistico con le commercialiste. Poi dice bene lei quello che viene dopo, no? C'è una rete che funziona bene, un supporto formato dai centri antiviolenza, dal sostegno delle associazioni, poi spesso c'è la fase giudiziale. Vi sono casi anche, inutile negarlo, gravi di donne che sono state, che hanno denunciato, che sono state inserite nelle varie case di rifugio, vi è stato anche un processo, vi è stata una pena, ma quando l'uomo esce la donna ha paura ed è capitato anche che debba essere poi successivamente stata inserita in un'altra regione, in un altro stato, che debba cambiare nome. Quindi le donne cosa ci dicono? Ma insomma io vengo qui, denuncio una violenza e poi devo pure uscire di casa, devo andarmene io, devo scappare, e questa è una frustrazione che tutte le donne vittime di violenza vivono. Non è sempre così, perché a volte invece, dopo lo spiegherà l'avvocata Di Bartolo, ma dopo un ammonimento a volte forse le violenze finiscono, però questo è una frustrazione, un riconoscimento che le donne non avranno mai rispetto alle violenze e a ciò che hanno subito. Per questo è importante agire nelle nuove generazioni. Noi lavoriamo molto nelle scuole in progetti di alfabetizzazione emotiva, gestione non violenta del conflitto, perché quello che vediamo nelle scuole, che aveva prima accennato l'avvocata Di Bartolo, è consuetudine oggi che le giovani coppie si geolocalizzino, abbiano le password condivise in tutti i social, sappiano H24 cosa fa l'altro, e questo non è un controllo che è reciproco. Oppure i vari filmini che la giovani coppie si fanno, filmini intimi che poi lui passa al suo migliore amico, il quale lo passa a sua volta al suo migliore amico, ed ecco che questi filmini, se entrano in rete, vengono fagocitati dai siti pornografici e da là non ne usciranno mai più. Noi abbiamo storie, perché noi portiamo qui oggi, come sempre, la pratica, le esperienze con tutto ciò che succede e quindi le testimonianze vere. Quindi bisogna stare attenti, perché il cambiamento culturale oggi è importante. Le donne sono, le ragazze, anni luce avanti ai maschi, loro non vedono più il loro futuro solo come madri o mogli, perché è una loro scelta diventare mamma o sposarsi, ma puntano sull'autorealizzazione personale, quindi l'indipendenza, lo studio, l'indipendenza economica. Sono ragazze a 18 anni, fanno la patente, escono la sera con le amiche. E quindi il maschio si trova di fronte a un cambiamento culturale, ma siamo ancora legati da stereotipi rispetto all'uomo forte, e quindi legati molto alla virilità, no? Perché se ovviamente gli stereotipi sono fortemente presenti. In realtà le ragazze invece apprezzano molto il fatto che il ragazzo, il compagno, l'amico manifesti le sue emozioni. E quindi il ragazzo che piange, ed è questo che dobbiamo dare il permesso, devono darsi i maschi il permesso, la ragazza mi ha lasciato, posso permettermi di piangere perché esprimere le mie emozioni non mi rende meno uomo, non mi rende meno forte, ecco. È un cambiamento culturale in atto, dobbiamo agire sulle nuove generazioni. No, dottoressa, è un cambiamento culturale, però i dati che abbiamo, specialmente di femminicidi anche nel 2025, fanno molto riflettere. Sono ragazzi molto giovani, perciò il cambiamento culturale doveva essere già stato fatto in atto, perché non è da ieri che si va nelle scuole, che si cerca di insegnare. Io sono convinta che c'è qualcosa nella figura maschile che non va proprio, non in tutte, fortunatamente, ci mancherebbe, però noi dovremmo andare a vedere cosa succede
in quelli che non riescono ancora a capire che la donna non è un oggetto, che non è di tua proprietà, il rispetto soprattutto per la donna. Io lo vedo tantissime volte, ecco, questo sguardo, questo ammiccamento tra di loro quando passa una ragazza, questa parolina sempre pesante, anche abbiamo sentito anche qualche giorno fa anche in televisione verso un'attrice anche famosa, cerca sempre, ma ironia, si scherza, no, lo scherzo lo tieni per te e quando ti rivolgi alla persona o la guardi devi avere il rispetto di questa persona e io sono convinta che proprio non ci siamo, non c'è niente da fare, non si sa perché, si vede che sono nati così, sono nati storti, però questi che sono storti non riusciamo neanche a metterli dritti perché abbiamo le leggi che non sono a favore. Lei ha detto giustamente, la donna ancora adesso deve lasciare la casa. La Presidente Bartolo sa quanti anni sono che dico che non è possibile questo, che dovrebbe essere l'uomo che dovrebbe lasciare la casa e portarlo in un centro di accoglienza, perché sennò non ne veniamo fuori, cioè non è niente da fare, dobbiamo stravolgere la vita di quella persona che non ha fatto niente, anzi è stravolgerla e dobbiamo ancora una volta lasciare questo uomo a casa, tranquillo, col suo divano, con la sua... Beh, sentiamo questo uomo che sta chiamando, che è al centralino. Vai Rinaldo, da Venezia. Ciao Mirella, buongiorno. Ciao. Alle tue ospiti. Innanzitutto, guarda Mirella, finché che persone come queste signore che sei qua, che appassionatamente aiuta le donne e fa di tutto, non capisco sti uomini, sono come un uomo e mi guarda, tra amore e sposare, ho 69 anni che so con mia moglie, 62, mi dovrei darmi una medaglia, ma ti dico, ma perché? Se ti gana una persona che ti vuole bene, dopo è famiglia, è logico che vede sempre qualcosa che non va, ma c'è rimedia, e mamma, grazie e c'è vero quando che ti capisce, ma stato operare con tua moglie, e c'è bravure non da uomini, da persone incivili, perché basta una donna cosa che vuole, è proprio una cena della roba. E dopo, cari giovani, mi non voglio darvi consigli, però facete la vostra vita, è amorosa per noi, che ne trovi un'altra, è il problema che c'è. Cercate di vivere la vita, come che volevo gli altri, ed è illusione, ti insegna a stare lontano dai problemi che era, con ti dica in toppa su una roba del genere. Non occorre che ti coltelli, pistole, allontaniti, trovi un'altra e cerca di fare la tua vita, non rovinare la vita di una famiglia intera. Ma non capisco, guarda che non sono antico, perché fa il mondo di Dio, ma che anni viviamo? I 6 anni, innanzitutto gli esempi che abbiamo, guarda la televisione, bisogna essere per far vedere chi che dice, ma pensa ai tuoi affari, casa tua e alla tua famiglia, dico nipoti, dico figli, adesso sono problemi, ma ho bisogno, i figli davanti a casa, pronti a portarmi dove che voglio. E, insomma, quello che non seminago ancano. È una vita, che è più cara roba che ti può dire. Vita e salute. Il schei non serve niente, va bene, perché se ti sembra e ti dà tanti schei cosa ti fa? Ti dà tutti all'odore o ti fa un rimorchietto con i morti, porti in casa a morto. E ora vive la vita tranquilla, stai lontani, dal psicologo che ti mette a posto se ti dà problemi. Guarda che queste signore qua fa di tutto a gratis e in più, insomma dai Mirella, oggi è un mondo che insomma una volta non vedeva. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti se non riesco anche a mandare tutti i video. Grazie, comunque sei stato molto chiaro, penso abbia fatto piacere anche a queste persone ospiti questa mattina di quello che hai detto e come le hai ringraziate. Allora iniziamo ad andare a vedere stalker patteggiamento 10 mesi. È
arrivato a chiamare la sua ex fidanzata anche 20 volte al giorno. Si è presentato alla palestra della donna e davanti ad altre persone l'ha insultata e minacciata. In più occasioni si è anche recato presso l'abitazione della vittima assieme alla nuova compagna, continuando ad offenderla. Gli ha reso la vita impossibile, tanto che la 53enne ormai aveva il timore di uscire di casa. Lo stalker, 47 anni, difeso dall'avvocato Giorgio Pietramala, ha patteggiato 10 mesi con la condizionale che sarà subordinata ad un corso di recupero. La donna, difesa dall'avvocato Stefano Pietrobon, ha vissuto dall'agosto del 2024 al gennaio 2025 mesi di paure, incursioni in casa, fino addirittura ad arrivare nella scuola della figlia della donna ed affiggere un cartello con frasi ripetibili. A quel punto la vittima, ormai esasperata, ha deciso di recarsi dai carabinieri e sporgere denuncia. Avevamo due obiettivi, il principale, il primario, ritrovare e recuperare i bambini sottratti dal papà. Il secondo, non meno significativo, consolidare il quadro indiziario nei confronti dell'uomo per i ripetuti, reiterati maltrattamenti commessi in pregiudizio della compagna. Un'indagine lampo, quella della polizia, coordinata dalla Procura di Venezia. Rintracciato e fermato il 33enne che prima aveva picchiato violentemente la compagna e poi era fuggito portando con sé i 2 figli. Ricerche che si sono esaurite in 24 ore, tempo in cui gli investigatori della squadra mobile del commissariato di Mestre hanno costruito un ampio e articolato sistema di scambio informativo tra la polizia ferroviaria, stradale e le altre squadre mobili del territorio. L'uomo è stato poi localizzato in un piccolo centro della Bergamasca. I bambini sono stati ritrovati, abbiamo tracciato gli spostamenti dell'uomo con sofisticati sistemi di localizzazione e di sorveglianza elettronica e con il determinante contributo della squadra mobile di Bergamo. A distanza di pochi giorni il Tribunale di Venezia, su richiesta della Procura, ha emesso anche un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti dell'uomo. C'erano in gioco 2 bambini molto piccoli che avevano bisogno di cure e affetto. Sicuramente la parte più soddisfacente è stata vedere l'abbraccio tra la madre e i bambini. I bambini sono stati riaffidati alla madre, mentre per l'uomo è scattato il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento. Il 33enne italiano è ritenuto responsabile di maltrattamenti con i familiari e lesioni personali aggravate. Non era la prima volta, infatti, che metteva in atto ripetute violenze fisiche e psicologiche. In questa occasione, al culmine dell'ennesima lite, si è scagliato contro la compagna con violenza, scappando con i figli e facendo perdere le sue tracce. Una fuga durata appena 24 ore. Allora, Presidente Di Bartolo, come commentiamo questi servizi, questa paura? Si fa fatica anche a denunciare, non è semplice come si pensi, tanti anni di angherie, di soprusi, di violenze. Prego. Innanzitutto, riferendomi alle storie narrate nel servizio, sono comunque storie che hanno avuto sono emerse e hanno portato una a una condanna di 10 mesi che probabilmente avrà scelto un rito premiale, per cui avrà avuto degli sconti di pena, però comunque il processo è stato portato a termine, quindi io credo che questo sia un ottimo indicatore, nel senso che le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria intervengono e puniscono in base alle normative che ci sono. Per quanto altrettanto posso dire per l'impressione che mi ha dato il racconto di quanto è successo a Venezia. Evidentemente noi qua non abbiamo capito dalla narrazione se c'erano già state pregresse denunce, pregresse segnalazioni, ma in effetti questo signore, i bambini li hanno recuperati, il braccialetto elettronico è stato messo, il divieto di avvicinamento è stato dato. Questo è la dimostrazione che, per carità, con i tempi, perché bisogna capire se prima ci fossero state denunce e quindi va sempre letto il caso concreto, ogni caso è a sé, però qua io posso dire che il sistema sta funzionando. Certo, noi cosa dobbiamo dire? Che la donna probabilmente avrebbe dovuto essere in protezione, sì, ma noi non sappiamo se prima questa donna aveva avuto la possibilità di attivarsi. Leone da Trabaselle, che vai Leone? Ciao mille ragazzi, ciao. saluto i tuoi ospiti.
le tue ospiti. Scusa. Allora, i centri antiviolenza dovrebbero essere per chi la violenza la commette, dovrebbero essere dei centri rieducativi. Secondo, il braccialetto elettronico è una stupidaggine e il divieto di avvicinamento è un'altra stupidaggine. Ciao Mirella, grazie. Abbiamo sentito anche Leone da Tre Basele, sentiamo la dottoressa Igno come commenta quello che abbiamo visto e anche quello che abbiamo detto e anche le telefonate. Prego dottoressa. Ma intanto complimenti, perché oggi stanno telefonando uomini, quindi che un maschile si attivi è veramente il segno di un cambiamento che inizia culturale. Prima lei mi chiedeva oltretutto che percorso faranno poi le donne se le seguiamo. Sì, facciamo dei follow up a distanza, ma ci tenevo anche a precisare che noi abbiamo anche a disposizione delle case Rotary fornite da Rotary Club di Treviso, messe a disposizione in comodato d'uso, che sono assolutamente gratuite per la donna, sia come soluzione abitativa e anche spesate di tutte le bollette. Quindi Casa Rotary con la Fondazione Mauro Cordato, con la Curia di Treviso. Quindi è un'opportunità che diamo alle donne, dove potranno essere residenti lì per 6 mesi, e in questi 6 mesi la donna fa un percorso molto veloce e molto impegnativo per tutti, per la ricerca di una soluzione abitativa, per la ricerca di un lavoro a tempo indeterminato, e questi abbiamo dei riscontri veramente importanti. Non ritorna più nella casa dove era scappata? Ma sono anche donne che a volte la casa, l'appartamento era in affitto, quindi non vi erano, poi vi è la fase, vi sono gli avvocati poi che gestiscono quelli che sono gli accordi post separazione. Invece esistono, invece, per rispondere alla persona che ha telefonato, esistono, non si chiamano centri antiviolenza, ma sono dei centri per autori di reato, nel quale gli uomini vengono inviati per imparare una modalità comunicativa non violenta, e quindi sono dei gruppi di automutuo aiuto che vi sono anche tipo Cambiamento Maschile a Montebelluna, ma ve ne sono altri. Noi abbiamo fatto il corso con il CAM di Firenze, quindi l'uomo impara che la violenza non è accettabile, che anche la violenza psicologica, quando si danno dei pugni, o verbale, quando si alza la voce, economica, quando la donna non ha la possibilità di accedere a un conto corrente, vi sono moltissime forme e tipologie di violenza, quindi anche la violenza sessuale, quando perpetrata all'interno di una relazione, al di là dove vi è un rapporto non consenziente, anche quella, e molte donne la subiscono. Quindi per non parlare poi della violenza assistita di questi bambini che assistono non solo alle violenze, ma basta anche l'alta conflittualità tra i genitori e ovviamente le conseguenze della violenza assistita a breve, medio, lungo termine sono molto gravi e possono anche portare alla psicopatologia. Quindi esiste per l'uomo noi parliamo di comunicazione alla fine, e la comunicazione, quando noi facciamo anche dei corsi sulla comunicazione non violenta, insegniamo la modalità da uno stile aggressivo a uno stile passivo, insegniamo quella che è la comunicazione corretta, la comunicazione assertiva, nel quale, perché è molto spesso sa un problema di comunicazione, poi vi è l'escalation della violenza, ma bisogna intervenire prima, molto prima, perché se una ragazza che è venuta da noi 17 anni, lui mi ha dato una sberla, però io lo amo tanto e non posso lasciarlo, allora la domanda è: questo il padre che tu vorresti per i tuoi figli? E una settimana dopo è tornata, ha detto sì, l'ho lasciato, non è il padre che vorrei per i miei figli, perché la famiglia ha un ruolo fondamentale e importante, non possiamo delegare alla società tutto, perché i figli imparano dai padri, no? Se abbiamo figli che rispettano le donne, perché hanno un padre che rispetta la moglie. Quindi è tutta la società in un lavoro di rete che deve provvedere. L'esempio che c'è in casa? L'esempio in casa è basilare. Un ragazzino a scuola ce l'ha detto la settimana scorsa, molto giovane, e ci ha detto questo: no, i ragazzi devono imparare i no in casa,
perché se in casa il no non c'è, loro penseranno che il no non esista, quindi la famiglia è un ruolo fondamentale e la famiglia può chiedere aiuto qualora non riesca a gestire i conflitti, perché c'è una modalità, ma deve essere molto precoce. Dottoressa Egno, ma come mai questa donna, molte donne, non tutte, ma molte donne, io le ho avute anche ospiti, passano anni prima che si decidano a denunciare questa violenza quasi quotidiana, ecco, e quando uscivamo pensavano che fossimo la coppia più bella del mondo, la classica coppia del mulino bianco, mentre all'interno della casa questo uomo era terribile. E io lo sapevo, però non riuscivo a fare quel passo in più, quando che alla fine è successa una cosa molto molto più grave, secondo questa donna, e finalmente si è decisa a denunciare. Ma stiamo parlando di anni di angherie. Cioè, cosa succede? Perché no? Cioè, la paura di cosa? Perché non denuncio? Quale paura la donna nel momento che riceve questa violenza e non riesce a fare quel passo in più di dire no, così non può funzionare? E soprattutto, come dice lei, questa ragazza a 17 anni che capisce che questo ragazzo non va bene, perché è l'atteggiamento subito che non possono dirmi che non sapevano che avevano assieme dei compagni violenti. Io non ci credo a questo. L'uomo violento era anche un fidanzato violento, non penso che cambia all'improvviso perché si sposano oppure convivono e questa violenza viene fuori, c'era anche prima. Come mai la donna non riesce a superare questo ostacolo? Ci vogliono mesi, associazioni, comunicazione, come dice lei, supporto finché si decide di denunciare. Poi queste denunce, 6-7 denunce prima di capire veramente che bisogna fermare questa persona, l'abbiamo sentito e l'abbiamo anche visto. Beh, la violenza è un fenomeno trasversale che colpisce tutti i paesi del mondo e tutte le classi sociali. Quindi quando io ho iniziato 16 anni fa il mio impegno al centro antiviolenza, avevo un'immagine dell'uomo maltrattante in una sorta di uomo analfabeta, volgare e quant'altro. No, sono passati fiori di professionisti da tutte le fasce sociali. Per rispondere alla sua domanda, la violenza entra lentamente nella coppia, nella persona, nella donna. Quindi inizialmente le attenzioni che l'uomo pone verso la donna, quindi dai, dimmi dove vai stasera, fammi la foto, come sei vestita, ma rimani a casa con me perché dai, non uscire con le tue amiche. Entra lentamente, queste attenzioni che l'uomo ha nei confronti quindi parliamo anche delle giovani coppie, all'inizio sono gratificanti, no? Lui mi ama talmente tanto che mi vuole per sé, lui è geloso ma perché mi ama tantissimo, ed entra lentamente. Quando la donna si accorge che in realtà queste sono violenze, non ha più la forza per uscire, perché la violenza, soprattutto psicologica, sai cosa ci dicono le donne? Noi preferiamo la violenza fisica perché abbiamo delle ecchimosi nel corpo che se vado al pronto soccorso sono dimostrabili, sono i segni della violenza. Ma come posso io, a fronte di un uomo che ha un riscontro sociale eccezionale perché ha grandi manager, ma di tutto, è passato, guardi, di tutto e di più, non mi crederà mai nessuno, non mi crede nemmeno mia madre. Quindi lentamente le violenze vissute in famiglia, non sei una brava madre, non sei una brava moglie, non sai cucinare, non sai gestire da casa, non vali niente, resta in casa, così ti mantengo io, che bisogno hai di lavorare? E questo lentamente porta Lei alla ha detto donna. una frase, dottoressa, devo correre perché c'è anche un'altra telefonata, un altro uomo che ringrazio. Non vali niente. Ecco, questa è una frase che veramente uccide veramente nell'intimo, l'umiliazione che provi con questa frase. Io l'ho avuto qua, questa donna appunto ha detto era terribile, le parole a volte ti fanno più male della violenza. E ti convinci di essere così? E ti convinci. Livio da Padova, vai Livio! Ciao Mirella. Ciao! Un saluto alle tue gentili ospiti. Volevo una curiosità, volevo chiedere, è così diffusa anche in tutta Europa questa violenza sulle donne? Grazie. Caro Livio, prego, Maria Stella. Ma allora, da quello che risulta nei paesi in cui vi è un'alta emancipazione femminile, sì. Ecco. O meno, o meglio, emerge.
Poi noi parliamo sempre della violenza che emerge, quando in realtà sappiamo benissimo che è molto complesso l'emersione di questi fenomeni. Se noi raffiguriamo la violenza di genere, in particolare la violenza domestica, si usa individuarla, indicarla in un iceberg, no? Dove c'è quella che viene fuori è solo la punta, che sono il massimo, che è il femminicidio, poi ci sono i maltrattamenti, mentre sotto c'è tutto un sommerso che o si fa fatica a intercettare, e questo noi come operatrici del centro antiviolenza ce lo diciamo sempre tutti i giorni, perché a volte abbiamo come un po' la sensazione di non riuscire a entrare veramente, ad aiutare quelle donne che succede che chiamino, delle donne che senti che hanno veramente paura e non riesci a tirarle fuori o non riesce a agganciarle. Per cui sì, ci sono anche negli altri paesi europei, soprattutto in quelli in cui c'è benessere, l'emancipazione femminile è estremamente importante, sì, però noi stiamo parlando di dati di paesi in cui l'emersione avviene. Ovviamente i dati non rilevabili non fanno statistiche. Mirella, posso dirle una cosa per rispondere prima alla sua domanda? Molte donne che hanno denunciato, quindi c'è stata una pena, l'applicazione di una pena, quindi anche 5 anni e oltre, non hanno potuto tornare al loro paese perché la famiglia non gliel'ha mai perdonata. Perché i panni sporchi, come dicevano una volta, si lavano in famiglia. Quindi anche qui c'è ancora da lavorare. Sì. È vero che c'è da lavorare, però io vorrei capire la figura femminile. Ad esempio domenica ci sarà questo 8 marzo, la festa della donna, non so quale festa, dovrebbe essere anche l'uomo, vedremo se avremo più uomini che festeggiano questa donna l'8 marzo, se è cambiato qualcosa nel 2026, perché come spiegavo prima di entrare in trasmissione noi abbiamo già dato, lo dico tutte le mattine, di più forse, adesso sono anche loro che devono iniziare a parlarsi tra di loro, a capire cos'è questo animale terribile che c'è all'interno di queste persone, poi di sopra di ogni sospetto, come dice lei, che bella coppia, come diceva questa donna, che bella coppia quando usciamo, e poi succede, ecco, cos'è l'8 marzo di Bartolo nel 2026? Domenica cosa succederà? Ecco, chi scenderà nelle piazze, le associazioni, cosa vedremo? Sarà sempre questa figura ancora una volta femminile dietro questi banchetti, queste promozioni, sì, questi convegni, oppure c'è un cambiamento culturale? Ecco, come vede la situazione 8 marzo 2026? Domandona. Credo che sarà sempre uguale. Infatti noi quest'anno abbiamo un po' quasi involontariamente deciso di pensato di sottrarci un po' al rito dell'8 marzo, perché diventa più una festa sul calendario che una reale giornata di valore e impegno. Noi come centri antiviolenza ce lo mettiamo 24 ore su 24, anche quando dormiamo. Ma che cosa dire? Noi riteniamo, parlo sempre come telefono rosa, che è arrivato il momento in cui il patto di solidarietà fra generi debba essere più rafforzato, perché noi riusciremo a intervenire nel momento in cui ci sia l'impegno del maschio sano. Laddove per maschio sano intendo il maschio non violento, e in quel momento avremo la possibilità di provare a individuare, isolare, comunque combattere in maniera più efficace la violenza di genere. Altrimenti rimarrà sempre una battaglia di donne contro uomini, e non è questa la chiave di lettura che noi vogliamo dare a questo impegno. Pubblicità.
Maurizio da Conselve, un altro uomo. Vai Maurizio. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno alle tue ospiti. Allora ne approfitto per augurare a tutte le donne in ascolto e anche a voi una buona festa delle donne. Allora, quello che io voglio dire però è che bisogna fare un attimo di attenzione a dire che l'uomo è violento. Allora, innanzitutto bisogna classificare le cose, ok? Ecco, allora, io innanzitutto non mi sento violento perché sono una persona tranquilla e accetto quello che viene fatto. Però non è che per colpa di qualche cretino, ok, ci rimetta tutta quanta la serie degli uomini. Per la serie tutti gli uomini sono violenti. Allora, bisogna un attimino mettersi in regola e ragionare con la testa, perché questo non va bene. Ok? Perché detta proprio così che l'uomo è violento, offendete anche quelli che non c'entrano nulla. Ecco, un attimo di attenzione, e anche alle femministe voglio passare questo messaggio, che capiscano, perché qua forse stiamo un po' trasbordando, ok? Bene, con questo vi saluto, attendo vostre risposte, grazie. Allora, intanto forse ti sei messo adesso in ascolto, perché noi abbiamo parlato di quegli uomini violenti e non di tutti gli uomini violenti. Intanto lo precisiamo, sai io quanto ci tengo alla precisione, perciò non abbiamo detto tutti gli uomini, noi abbiamo detto dobbiamo parlare e devono parlare gli uomini, quelli bravi, a quelli meno bravi, così abbiamo aperto la trasmissione. Forse ti sei collegato dopo, ma non importa, l'importante è capire che voi parlate, ecco, parlate che va benissimo. Allora, Di Bartolo, prego. Sì, mi dispiace questa sintesi che ha fatto il Maurizio. Signore. Noi, sempre come nostro modo di comunicare, noi parliamo sempre del maschio maltrattante, non parliamo degli uomini in senso... Del bravo padre di famiglia, bravo marito. Sì, per cui credo che non fosse rivolta a noi questa critica. E comunque è così, noi dobbiamo ricordarci che la discriminazione e la violenza di genere è stata considerata e definita dai trattati internazionali una vera e propria forma di discriminazione, per cui non è che parliamo di una cosa astratta, di un fenomeno astratto. Volevi intervenire? No, condivido perfettamente quello che è l'intervento del Signore, perché noi l'obiettivo anche proprio nelle scuole, nelle giovani generazioni, è quello di creare relazioni di rispetto. Diciamo sempre, la maggior parte degli uomini sono uomini sani, sono uomini che rispettano le mogli, ma c'è quella parte maltrattante, quella parte che non rispetta le donne. È a questa parte di cui stiamo parlando oggi, ma l'abbiamo detto più volte nel corso della trasmissione, e chiediamo proprio di sentire la voce degli uomini sani che rispettano le donne, che critichino i comportamenti violenti. Quindi nelle classi si parla molto di questo, a volte i ragazzi ci dicono anche, beh, anch'io agisco violenza, la mia ragazza agisce violenza psicologica nei miei confronti, anch'io sono vittima. E allora che fai? Visto parla come 30 anni fa delle donne sono scese in piazza per far riconoscere i loro diritti, anche i ragazzi possono parlare. E allora interviene un altro ragazzo che ci dice non può parlare il maschio. E perché? Perché figura ci farebbe. E quindi lavoriamo sugli stereotipi, e quindi per arrivare al perché l'uomo parla. Quindi siamo all'interno di una relazione dove ognuno ci mette di suo, ma nella sede, di questo ci occupiamo, la violenza non ha mai una giustificazione. Io vorrei anche, scusa, faccio un inciso. Per le normative vigenti in materia di violenza, i centri antiviolenza non possono operare con personale maschile, lo prevedono le normative. Noi siamo stati abbiamo provato a forzare questo limite e siamo stati autorizzati dalla Regione Veneto ad entrare nelle scuole con un psicologo maschio per fare appunto la sensibilizzazione, formazione sui ragazzi. E quindi abbiamo trovato molto utile l'approccio del maschio, la presenza del maschio, perché fa capire come noi non siamo
in contrapposizione. Gabriella da Mogliano, vai Gabriella. Buongiorno Mirella, Buongiorno. grazie di tutto di quello che fa e buongiorno anche dei suoi ospiti. Dalle statistiche con tutti questi omicidi e tutto quello che succede, per una volta fare a meno di fare la festa, no? Tanto per vedere che reazione può avere, perché anch'io sono una persona che è stata all'estero nella sua vita e ha avuto anche lei, sì, ho avuto anch'io dei disagi. Pensi che un papà di una mia amica, che ero andata a trovarla in paese, io vengo da Vittorio Veneto, anche lui ha cercato di prendermi e siccome era estate e aveva le finestre aperte, io gli ho detto guarda, se mi tocchi mi metto a urlare che ti sentono tutti, ho detto. E quindi anch'io ho avuto degli episodi non belli, però io direi che per una volta provare a non farla, a vedere che reazione ha per il mondo, per l'essere maschile, per vedere. Buona giornata e grazie. Grazie a te cara Gabriella. Io invece volevo sottolineare quello che ha detto Maurizio da Conselve, che è una persona che io conosco anche molto bene, perché io lo leggo in un'altra forma e lo guardo da un'altra angolazione quello che ha detto. Cioè Maurizio fa fatica a capire che ci sono gli uomini violenti. Sì. Questo è quello che io ho capito. Sì. Lui non riesce a capire che noi non stiamo parlando a quella figura che si comporta bene, ma la figura che noi... E ce ne sono tanti, perché basta vedere i dati dei femminicidi, Maurizio. È come se tu mi avessi detto, non è vero che ci sono questi... E io l'ho letto, guarda, io l'ho capito così. Tu non vuoi ammettere che ci sono queste... Tutti gli uomini... Intanto noi non abbiamo detto tutti gli uomini, e tu lo sai che io lo dico sempre perché non sparo mai nel mucchio. Però è come se questa figura maschile, come lui chissà quanti ce ne sono, dice ma cosa state raccontando, ma non è vero, ma dove sparate? Allora Maurizio, proviamo a riflettere invece tutti insieme guardando i numeri, perché i numeri sono chiari. Come mai ci sono tutti questi femminicidi? Non sono fatti dalle donne, per carità ci saranno anche donne violente, non dico di no, ce ne saranno, ci mancherebbe altro. Però i numeri sono numeri. Io ho avuto un medico che ha detto che non è vero che ci sono i femminicidi. Cioè, l'ho avuto in trasmissione. Ma di cosa state parlando? Cosa dobbiamo dire noi? Un medico? Cioè, Presidente, perché fanno così fatica? È la dimostrazione, ecco, Maurizio è la voce di tante persone che sono a casa che dicono ma queste cosa vogliono, cosa dicono? È come se, ecco, di continuare a sottovalutare la persona femminile che ha il coraggio di dire quello che è. Siete violenti, tanti. Ecco, siete al di sopra di ogni sospetto, però siete anche violenti, non tutti, fortunatamente ci mancherebbe, sarebbe proprio da spararsi. Però i numeri che abbiamo nel 2025, con tutto quello che abbiamo detto, che abbiamo fatto, le aperture di queste associazioni, cioè i numeri non tornano. Sì. Allora o non ascoltano o se ne fregano, sto parlando di quelli, no. Perché a questo punto allora i numeri non dovrebbero essere così, avrebbero dovuto diminuire, crescere. Ecco, giustamente Gabriella, che è una donna, dice basta con sta festa, perché se questi sono i risultati, anche no, proviamo a non farla, che poi non so che festa, perché parliamo sempre di morte, di violenza, di case veramente di accoglienza, di centri rifugio. Allora, Presidente Di Bartolo, cioè cosa si può fare? Come dice, proviamo a cambiare e girare completamente, non fare più la festa della donna, giornata della donna, la mimosa che sfiora su una giornata, neanche il fiore che ha indovinato. Esattamente, ma io penso che ogni momento di riflessione può essere utile, dando comunque sempre dei dati di realtà. Ora è difficile sostenere che non ci siano, che il fenomeno non esista. È un fenomeno, fra l'altro, come diceva prima la dottoressa Inio, strutturale, per cui è un fenomeno come può essere la criminalità organizzata, è un fenomeno che c'è nella società, che riguarda tutti, io uso questa espressione quando dico che la violenza è democratica, sì, perché riguarda tutti i livelli sociali, culturali, economici, religiosi, politici, tutti.
Ma questa è una cosa, è un dato di esperienza nostro, del centro, non è che sono grandi sistemi. Dopodiché se non vi è un'assunzione, una presa di consapevolezza di questa cosa, dell'esistenza di questo fenomeno, dell'esistenza del fatto che ci sono persone che reagiscono con rabbia e che agiscono in maniera violenta, riusciamo difficilmente a uscire fuori e a incanalare la risposta su un'assunzione di responsabilità di queste persone. Però qua dal punto di vista un po' più umano... Però prima andiamo a vedere, allora, visto che abbiamo trattato i numeri, anche andiamo a vedere questi dati, violenza donne, poi sentiamo la dottoressa Igno. Andiamo a sentire. Abbiamo incontrato questi ragazzi, perché non c'è solo questo ragazzo. Ovviamente noi non conosciamo, non sappiamo chi ha fatto cosa, ci siamo resi conto di come la violenza assistita faccia dei danni spaventosi. A me che un ragazzo scriva una canzone, un rap, dove racconta, dove mette tutto il suo disagio, il suo dolore, lo trovo un modo eccezionale per rappresentare quello che è. Lì dentro, come presidente del centro antiviolenza, io potevo solo ascoltare e accogliere il ragazzo che raccontava la sua esperienza senza giudizio. Stella Di Bartolo, presidente del centro antiviolenza Telefono Rosa, racconta di quella canzone ascoltata durante la visita nel carcere minorile di Treviso lo scorso 25 novembre e dell'incontro con l'autore, un giovane rap. Il brano è quello al centro delle polemiche perché, prodotto in cella e finito sui social, a scriverlo il killer di Michelle Causo, la 17enne romana che nel giugno 2023 venne prima uccisa, poi abbandonata su un carrello della spesa tra i rifiuti. Video e testi che, ha chiarito il Dipartimento della Giustizia, non sono stati postati direttamente dal giovane detenuto, ma la famiglia della vittima, indignata per la vicenda, ha deciso comunque di presentare esposto. È legittima la sua... è legittima. Non ho nulla da dire su questo, credo che sia anche umana. Però quella è la sua espressione, ogni considerazione la lasciamo ad altri. Capire il passato spesso fatto di violenze di chi commette reati contro le donne è uno dei primi passi per combattere il fenomeno che dai dati del centro antiviolenza Telefono Rosa è in continua drammatica ascesa. Il 2024 si era chiuso con 370 contatti, 255 prese in carico, 150 nuovi ingressi e il bilancio 2025 dai segnali di questi primi mesi sarà destinato ad aumentare. 2025 diciamo che è partito col botto, già alla fine del mese di dicembre abbiamo cominciato a mettere più o meno una donna alla settimana in protezione. Ad accogliere le donne che decidono di uscire dall'incubo della violenza per rifarsi una nuova vita arriva ora Casa Rotary Luce, ricavata da un immobile messo a disposizione dalla diocesi di Treviso. Si tratta della terza casa inaugurata negli ultimi 3 anni. Nelle prime 2 sono state accolte 13 donne per una permanenza massima di 6 mesi. È uno spazio dove loro per 6 mesi possono guardarsi un po' attorno, toccarsi per capire che ci sono, che la loro identità c'è. Durante i 6 mesi nelle case rifugio per le donne inizia la ricerca di un lavoro e soprattutto di un'abitazione che rappresenta il problema principale che si trovano ad affrontare le vittime di violenza. Dal centro di Telefono Rosa un appello ai proprietari di immobili. Immettere nel mercato delle possibilità di prendere in affitto delle case con canoni di locazione adeguati che rendano possibile alle donne che magari hanno anche dei figli di poter vivere dignitosamente. Abbiamo Lino da Mantova in linea, vai Lino. Buongiorno, scusi signora Mirella se disturbo ogni tanto. Prego, complimenti prego. Anche ai suoi ospiti e saluti a lei. Dico una parola solo. Tutte le femministe italiane in collaborazione con quelle d'Europa e non Europa devono andare in piazza per difendere quei luoghi dove massacrano e fanno andare ancora col burka schiacciate le donne. Le donne sono uguali degli uomini, ma bisogna andare in piazza. Io gliel'ho detto anche con 1522. È vero, ecco. Le donne femministe devono andare in piazza, non solo in Italia, ripeto, mi scusi, dopo la lascio, ma tutta Europa dovrebbe coinvolgere, per non dire di più ancora.
perché la donna deve essere al pari del vivere. Ma come? Ma in certi paesi del Medio Oriente non possono prendere la patente, non possono andare in bicicletta, in motorino, ma che roba è quella lì? Devono andare in piazza per fare i propri valori, mettere in mostra i propri valori, come l'uomo non deve cambiare nulla. Grazie e mi scusi. Grazie, non devi scusarti, ci mancherebbe, perché dite mi scusi, no, anzi fa piacere anche che hanno chiamato tanti uomini questa mattina, perciò anche da Mantova, salutiamo anche Mantova. Grazie Lino. Chi risponde, chi commenta il servizio? Prego. Ma l'esperienza al carcere minorile è stata molto forte, molto pesante. Chiaramente non c'è una giustificazione per i reati commessi, c'è una comprensione, perché se tutti noi, se ognuno di noi fosse nato in un'altra parte del mondo, non saremmo le persone che siamo oggi. Quindi questo, quando abbiamo sentito le parole di ragazzi che hanno assistito alle violenze in famiglia, di un padre che picchiava la mamma, il sangue per terra, è chiaro che vi è una trasmissione transgenerazionale della violenza. La prendiamo anche dal nostro copione di vita, da quello che abbiamo visto. Quindi non c'è giustificazione alcuna, c'è una comprensione, perché su questo si può fare. Da famiglia violenta vi è una possibilità che nascano e crescano per apprendimento appreso dei maschi che hanno imparato questa modalità comunicativa violenta. Se i ragazzini e i bambini vivono in casa amore e rispetto, cresceranno sicuramente più sereni. Poi purtroppo oggi la violenza la vediamo anche in altri ambiti e quindi la regola, non c'è mai una regola fissa, vi sono però delle indicazioni. Andiamo a vedere anche questo braccialetto, stupro, farmacia, andiamo a sentire, adesso andiamo a Venezia, poi salutiamo le ospiti. Un braccialetto per capire se nel cocktail possa esserci della droga. In occasione dell'8 marzo le ragazze che si recheranno nelle farmacie del territorio avranno in regalo un braccialetto particolare. Che braccialetto è? In che cosa consiste? Come si utilizza? Sì, si tratta di un test delle bevande, posso anche darvene una dimostrazione. È questo test che è in forma di braccialetto e la caratteristica è che è utile a combattere il cosiddetto drink spiking, che è quell'atto di aggiungere delle droghe, degli stupefacenti a delle bevande. E il test ha l'obiettivo di andare a identificare due stupefacenti che sono l'acido gamma idrossibutirico e la chetamina. Quelle che più frequentemente si utilizzano per stordire una ragazza e poi abusare di lei. L'utilizzo è molto semplice. Funziona semplicemente lasciando cadere una goccia di bevanda sul braccialetto e la colorazione assunta dal braccialetto va a indicare un'eventuale positività a questi stupefacenti. È monouso naturalmente. Sì, è monouso e ne distribuiremo 2500 gratuitamente in un centinaio di farmacie aderenti della provincia di Venezia. Se diventerà blu, molto probabilmente in quel bicchiere è stata messa della droga. La campagna Il consenso non si scioglie in un drink è stata promossa dalla consigliera Besio in collaborazione con Federfarma. La Regione fa moltissimo per quanto riguarda il tenere alta l'attenzione nel contrasto alla violenza sulle donne, con degli strumenti normativi, con il coordinamento, con le risorse. Libertà delle donne è un principio non negoziabile, quindi difendere la sicurezza nei luoghi della socialità, del divertimento, significa difendere l'autodeterminazione, difendere il fatto che le donne devono e possono divertirsi senza per questo sentirsi vulnerabili. L'obiettivo che ci siamo dati è quello di lanciare un'iniziativa sociale con lo scopo di distribuirlo gratuitamente e metterlo a disposizione il più possibile appunto al numero più ampio di interessati. Se è vero che ci rivolgiamo tipicamente a un pubblico anziano, che è quello che frequenta di più le farmacie, anche molti giovani vengono in farmacia e fanno domande, hanno bisogno di sostegno, hanno dei dubbi, hanno delle sicurezze, quindi siamo a disposizione. Se la risposta sarà soddisfacente, il bracciale potrebbe anche entrare in commercio. Potrebbe anche entrare in commercio. Per fortuna che c'è Media Nord-Est Rete Veneta, che sappiamo queste cose, perché
penso che anche le mie ospiti non erano al corrente di questa iniziativa, che è anche un'iniziativa importante e soprattutto anche che ti mette in guardia, che ti senti anche magari sicura di bere qualcosa perché fai la prova e dici no, sono a posto, nessuno mi frega. Allora, Presidente, ormai siamo in chiusura, dopo aver visto questo servizio, cosa dice, come lo commenta e come ci saluta? Ma l'iniziativa la trovo molto particolare, molto interessante e spero di poterla approfondire anche con le colleghe del centro, perché noi abbiamo storie di donne che vengono, che raccontano di subire violenza con questa modalità. Io cosa posso dire? Intanto ringrazio per questo spazio che è stato davvero interessante, soprattutto ricevere queste telefonate di uomini anche che ti propongono un temi di discussione che noi siamo sempre disponibili ad accogliere. Raccolgo l'appello del signore che ci chiamava prima per parlare delle condizioni della donna nei paesi dove... Nino da Mantova. In particolare mi viene in mente l'Afghanistan, che ci sta dando prove di particolare cruenza nella soppressione dei diritti femminili. Io credo di sì che le donne devono scendere in piazza, ma non solo le donne, dovremmo scendere in piazza tutti. E noi siamo sempre disponibili a raccogliere suggerimenti perché ci possono permettere di portare sempre tenere alta l'attenzione su questo tema. Io più di ringraziarvi e di dire chiamateci, non lasciate sole le donne che sono vittime di violenza. Diciamo anche un numero, diamo un numero, qualcosa, prego Presidente. Allora, il nostro è il 58 30 22, è una linea anche WhatsApp alla quale noi rispondiamo, siamo collegate in 3, rispondiamo 24 ore su 24 e poi ovviamente per necessità c'è il 1522 che è il centralino nazionale e soprattutto forze dell'ordine e pronto soccorso sono gli accessi più immediati e efficaci per salvare la donna in caso di emergenza. Sentiamo anche come ci saluta la dottoressa Monica Ignio, prego dottoressa. Niente, ringrazio per l'invito, il confronto è sempre positivo, la critica positiva, quindi telefonateci pure per ogni dubbio. Noi abbiamo comunque, e questo bisogna dirlo, anche uomini che telefonano per portare alla luce situazioni, addirittura ex mariti e quant'altro, quindi il lavoro è positivo ed è proficuo solo se si lavora insieme, uomini, donne e tutte le associazioni, solo così si potrà, speriamo, ad arrivare in una società dove il rispetto è prioritario tra tutti gli uomini e donne. Grazie anche alla dottoressa Monica Ignio, grazie ancora all'avvocata Stella Di Bartolo, Presidente Telefono Rosa, di essere state con noi. Forse dobbiamo cambiare un po' tutto e rovesciare, come dice il professor Gerosa, la piramide, partire da un'altra angolazione. Detto questo, ringrazio, saluto le mie ospiti e andiamo in pubblicità. È un orgoglio tutto padovano, quello premiato alla gara nazionale Kangaroo della matematica di Bologna. 90 minuti per rispondere a 6 quesiti difficilissimi. I bambini prodigio della scuola Mente e Comportamento di Rubano hanno ottenuto risultati invidiabili. Al primo posto per la categoria Ecolier si è classificato Francesco Albani con ben 77 punti. Bronzo per Edoardo Schianto e un ottimo piazzamento per Nicole Borgato, che è arrivata 14esima su 10.000 partecipanti. Ottimi risultati anche per la categoria Benjamin, dove Edoardo si è classificato al 17° posto e Leonardo al 32° su 24.000 partecipanti. Una bella soddisfazione anche per l'allenatore Leonardo Fornasier, sempre presente per supportare questi giovani talenti. Saluto e ringrazio il professor Giovanni Sebastiani, professore di matematica del CNR. Grazie professor Sebastiani di essere qui. Ecco, mi fa molto piacere aver sentito questi numeri con lei,
perché vediamo dei ragazzini molto bravi, i numeri sono importanti. Sa, professor Sebastiani, un fisico mi ha detto: Mirella, lei si faccia dare sempre i numeri quando uno parla, che porta esempi, perché i numeri parlano chiaro, però bisogna vedere chi dà i numeri, professor Sebastiani, perché sennò poi siamo noi che diamo i numeri che non capiamo niente, chi ha ragione, chi ha torto. Quanto importanti sono i numeri anche su questo andamento sia demografico che per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda un po' tutto quello che comporta la comunità italiana. Prego, professor Sebastiani. Mi lascio innanzitutto salutare voi, il vostro staff, svolgete sempre un ottimo servizio. Ho sentito parzialmente gli interventi di prima su un tema molto molto importante, attuale. Lasci salutare i telespettatori, ho degli amici in Veneto e certamente, adesso per tornare alla sua domanda, è molto importante che i bambini in particolare apprendano la matematica perché poi questo gli apre delle strade nel futuro. Per quanto riguarda la sua domanda specifica, diciamo che la quantificazione è vitale. Noi possiamo ragionare, stabilire dei criteri, ma dopo dobbiamo quantificare. Specificamente per i temi che ha citato, cioè per quanto riguarda il lavoro, ad esempio, noi possiamo innanzitutto fare delle previsioni, quindi dai dati accumulati fino al momento possiamo prevedere cosa succederà, e questo è molto importante per capire se dobbiamo cambiare o meno le politiche che abbiamo attuato. Diciamo. Poi un altro tema per il quale è molto importante, questo stiamo parlando adesso di modellistica descrittiva, quantitativa naturalmente. Poi un'altra questione è capire quali sono i fattori principali che influenzano un andamento. Quindi abbiamo per esempio un andamento demografico, ahimè, in decrescita da decenni nel nostro paese, e dobbiamo capire quali sono i fattori che principalmente influenzano questo andamento, al fine di agire su questi fattori e invertire la tendenza. È molto importante, perché altrimenti non sappiamo come pagare le pensioni nel futuro. Quindi per far questo dobbiamo fare dei modelli che sono informativi, cioè prendiamo alcune variabili che influenzano questo andamento e le mettiamo in relazione tra loro, e poi facciamo un modellino matematico che ci permette di descrivere nel tempo la variabile che non interessa, che per esempio è l'indice demografico, cioè per esempio la quantità media, il valore medio di figli per coppia. Diciamo. E è vitale, dicevo, che specialmente nell'età che voi a cui si riferisce il servizio, insomma i bambini del servizio, che i bambini apprendano la matematica in un modo molto giocoso, perché la matematica viene spesso additata con uno spauracchio, quante volte si sente parlare: io la matematica non ne voglio sentire parlare, non ci capisco niente, anche con una certa spocchia, no? E invece è un po' come l'arte, non si sa cosa uno perde a non conoscere questa disciplina, e lo stesso vale per l'arte, per la musica, per la pittura, no? E solo che mentre a delle mostre, ci sono grandi afflussi, specialmente se sono nomi particolarmente famosi, e ecco, la matematica è sempre la Cenerentola, nonostante sia la regina delle scienze, perché lei ha citato dei fisici, ma lei deve sapere che cito un fisico che è noto a tutti, se non altro perché è preso così per fare la pubblicità di una catena di supermercati, che è Albert Einstein. Albert Einstein sviluppò una teoria molto importante. Tra l'altro non tutti sanno che su questa teoria è basato anche il funzionamento del GPS, che noi utilizziamo tutti oggi. E questa teoria è la teoria della relatività generale. La teoria della relatività generale deve sapere che è basata su una teoria matematica che al momento dello sviluppo teorico, della concezione dei concetti, dello sviluppo dei concetti da parte di Albert Einstein non era disponibile, e due italiani, Levi Civita e Ricci Curbastro, svilupparono in quel periodo lì la matematica necessaria a Albert Einstein per quantificare i suoi principi. Quindi questo è un esempio che mette in evidenza come la matematica sia il linguaggio delle scienze, ma lo stesso vale per la chimica, per la biologia, per la psicologia. Molti non sanno che dei modelli per il comportamento umano
per l'apprendimento, per esempio, sono basati su dei modelli matematici, sono le catene di Markov. Le stesse catene di Markov, faccio notare, sono quelle che utilizziamo senza saperlo quando facciamo una ricerca Google. Chi è che oggi non ottiene il ranking delle pagine di interesse? Beh, dietro quel risultato là ci sono gli stessi modelli matematici che sono utilizzati per descrivere l'apprendimento. Professor Sebastiani, lei ha parlato di demografia, io ne ho parlato tutta la settimana, di questo calo delle nascite, i giovani non è che non abbiano voglia di fare, che non ci sono proprio, i numeri cominciano a farsi sentire, chi pagherà le pensioni? Però mi scusi, professor Sebastiani, le persone che sono andate in pensione avevano un nome, cognome e una data di nascita. Quello che manca nel nostro paese e in molte regioni, non quasi tutte, è la programmazione. Cioè non si riesce a programmare, eppure i numeri sono chiari. Voi siete uno dei più importanti istituti di ricerca, il Centro Nazionale di Ricerca, i numeri li avete dati, li date, sono numeri seri, numeri che si possono confortare, numeri che possono far capire l'importanza di dove tu devi fare l'investimento, la ricerca. Perché non si fa la programmazione? Allora, o abbiamo una classe dirigente politica incompetente, perché a questo punto non è che possono dirmi non si sapeva. Come non si sapeva? Noi abbiamo la sanità dove mancano numeri importanti, ma lo scoprono adesso. Oh, professore, abbiamo la scuola dove mancano gli insegnanti, ma ne parliamo sempre a settembre, a ottobre, quando le scuole sono iniziate. Capisce che non riusciamo a capire come mai le persone come voi, come i vostri centri di ricerca importantissimi non vengono ascoltati? Perché i numeri sono chiari, io devo capire quel numero e fare una programmazione in base ai numeri che mi danno. Allora, come vede lei la situazione? Perché noi continuiamo a dare numeri chiari, voi specialmente, però qualcuno non ascolta, perché se ci troviamo in questa situazione dopo anni e anni che voi dite chiaramente cosa serve al Paese, forse qualcuno non riesce a capire. È vero che abbiamo avuto più di 70 governi, ogni volta che un governo cade dobbiamo riprenderci, però siamo ancora alle prese con dei numeri che mancano e con un futuro molto incerto anche per i giovani, che capiscono molto di numeri invece. Prego, professor Sebastiani. Allora, la domanda che lei ha fatto riguarda un fenomeno complesso, indubbiamente. Diciamo, ci sono più aspetti coinvolti e dobbiamo focalizzarci su alcuni. Allora, innanzitutto c'è un primo tema che è connesso con quanto diceva lei e riguarda la comprensione da parte dei politici dei risultati delle analisi che vengono effettuate dagli esperti. Questo non è un tema banale, nel senso che tutti quanti, sia lei che io, se non conosciamo un argomento, una tecnica, un metodo, istintivamente siamo portati ad averne paura, diciamo, a non comprendere, a non usarlo, diciamo. E questo è un primo aspetto. Io a questo riguardo voglio fare un esempio con una persona che veramente ha rivestito di alto profilo scientifico, che ha rivestito un ruolo molto importante durante la pandemia e che è della vostra terra, perché è di Treviso, il professor Giorgio Palù, con il quale abbiamo fatto dei lavori scientifici insieme e abbiamo sviluppato un modellino che al tempo della pandemia metteva a disposizione del decisore uno strumento che permettesse di effettuare le vaccinazioni in dipendenza dell'età, che era il principale fattore che riguardava sia la veicolazione dell'infezione, che avveniva principalmente con le fasce più giovanili, ma anche riguardava il contenimento del danno principale, che insomma erano le morti, e che invece riguardava le fasce di età avanzata. Diciamo. Ecco, questo appunto modellino permetteva di trovare un equilibrio tra l'esigenza di limitare la diffusione del virus e quindi fare vaccinazione soprattutto ai giovani e quello di contenere invece l'indice di mortalità, che invece avrebbe coinvolto la vaccinazione di persone in età avanzata. E è stato
tentato di avere dei contatti con i politici, ma questo modellino non è stato applicato. È stato pubblicato su una rivista molto importante, scientifica molto importante. Allora, perché? Allora, ripeto, il primo aspetto è che spesso i politici non capiscono, nonostante gli sforzi. Io faccio ricerca applicata, interdisciplinare da decenni e so bene che ci vuole uno sforzo per far sì che ci sia un linguaggio comune. Io principalmente ho fatto applicazione in campo medico oppure sismologico e c'è una fase in cui bisogna acquisire un linguaggio comune e ciascuna delle due parti, il medico deve sapere un poca matematica e il matematico deve sapere un po' di medicina. E questa cosa non si inventa, richiede un investimento. Spesso il politico ha fretta, ha bisogno di prendere decisioni rapide, ha tante cose da fare e quindi questo tempo non viene investito, non si investe in questo tempo qui e quindi il politico non comprende quello che il tecnico gli sta fornendo, spesso e volentieri. Ci sono dei casi dove magari invece mettono a capo di un ministero un tecnico, diciamo, no? Se ricordi con quello che fece Draghi. No? E non è la situazione più comune questa. Spesso a capo dei ministeri ci sono dei politici che poi si interfacciano con dei tecnici, ma spesso e volentieri c'è proprio una mancanza di comprensione e questo è il primo aspetto. Poi dopo comunque non ci dobbiamo scordare che insomma le risorse sono limitate, bisogna fare delle scelte e noi paghiamo lo scotto che abbiamo un deficit accumulato molto grande, insomma, no? E quindi non mi sento da una parte di addossare la colpa tutta ai politici perché abbiamo risorse limitate, diciamo. In ogni caso si devono fare delle scelte. Ecco, da questo punto di vista, quindi abbiamo un'allocazione di risorse limitata, dobbiamo fare delle scelte. Ecco, da questo punto di vista mi sento di fare delle critiche perché appunto ci sono dei settori come appunto la sanità in primis dove assistiamo a dei tagli diciamo costanti. Poi per quanto riguarda il discorso dei politici adesso non mi ricordo che indice economico fosse, ma c'era un indice economico che veniva rappresentato nel tempo su 3-4 decenni all'interno dei quali si sono suddivise diversi governi, diciamo. È una curva lineare, una retta, si immagini, no? Che cresceva sempre. Immagini che sia il debito pubblico che cresceva, insomma, no? La pendenza di questa retta che ti dà la velocità con cui cresce nel tempo questo indicatore era praticamente invariata a seconda dei governi che c'erano. Quindi questo è un esempio, non voglio dire che chiunque sta al governo produca gli stessi risultati, però spesso e volentieri quando i fenomeni sono diciamo complessi e appunto non si hanno dei mezzi, delle risorse per poter lei parlava prima anche di formazione, ma lì bisognerebbe investire tantissimo. Gli insegnanti, specialmente a livello di istruzione elementare e superiore, sono pagati pochissimo, diciamo, no? E spesso sono un po' motivati, non mi sento neanche di biasimarli. Nella matematica in particolare andrebbero veramente formati in modo adeguato. Io che ho insegnato all'università e al corso di dottorato, non mi sento preparato per insegnare nella fascia d'età alle elementari e medie inferiori. Diciamo, se ci sono delle difficoltà obiettive perché è in quella fascia d'età, tra i 10 e i 12 anni, che noi sviluppiamo la capacità astrattiva, che prima non è presente in noi. Allora, in quella fascia d'età l'insegnante deve riuscire a fare una transizione di apprendimento, di far apprendere allo studente la matematica attraverso degli esempi, attraverso il gioco, e invece passare a una transizione in cui ci si scrolla di dosso gli esempi e si coglie che c'è un concetto che è al di là degli esempi, appunto, perché abbiamo sviluppato questa capacità astrattiva. Quindi ripeto, il fenomeno è molto complesso. Io ho tirato in ballo due aspetti, che sono uno, quello della comprensione da parte dei politici di ciò che il tecnico in generale ha ottenuto in base all'analisi dei dati, insomma, e alla modellistica. E questo è il primo aspetto. E poi si tratta di investire risorse
risorse umane e risorse economiche. Molto insomma. chiaro, professore, veramente Prego. la ringrazio, professor Sebastiani, Prego. per quello che ha detto, perché fa capire l'importanza dell'ascolto delle persone competenti che hanno studiato quel particolare indirizzo, che serve magari a molti politici perché magari non conoscono, devono avvalersi degli esperti, e questi li abbiamo, il problema è che devono ascoltare. Allora ringrazio anche il professor Franco Secchieri, geologo, glaciologo, di essere con noi. Buongiorno professore, grazie di essere qui. Intanto facciamo staccare la spina anche al professor Sebastiani con queste bellissime immagini che ci ha mandato il professor Secchieri. Andiamo a vedere questa bellissima montagna, la fortuna di avere queste splendide montagne, e poi sentiamo cosa dice anche appunto il professor Secchieri. Anche loro hanno dato dei numeri per salvare questi ghiacciai, questa meraviglia, e forse se si ascoltasse di più, ecco, anche qua la programmazione forse sarebbe diverso. Andiamo a vedere questo video e poi sentiamo il professor Secchieri. Ecco, sono delle immagini bellissime, adesso le mandiamo così. Allora professore, ecco, spieghiamo queste immagini meravigliose che vediamo, guardate, ma guardate, prego professore. Allora, intanto spero che l'audio sia migliore di quello che io percepisco. Questa, l'immagine che vedete, è la Marmolada, e qua però dovremmo andare un po' più piano perché già qua siamo passati su un'altra... Allora ritorniamo alla Marmolada. Prego, prego professore, andiamo piano dalla regia, grazie. Sì, adesso torniamo indietro professore, un momentino solo che rivediamo. Sì, ecco, prego, eccola prego. qua, prego. Ecco, dicevo, il mio mestiere è di glaciologo e risale l'inizio a parecchi anni fa. Questa è una immagine aerea della Marmolada che io ogni anno alla fine dell'estate faccio dei sorvoli sui ghiacciai, in particolare sui ghiacciai delle Dolomiti, per rilevare l'aspetto prima di tutto paesaggistico, quindi è un aspetto importante perché è facilmente comprensibile attraverso le immagini fotografiche. Questa è l'immagine del ghiacciaio della Marmolada circa 40 anni fa. Adesso la Marmolada, come le altre montagne delle Dolomiti, ma non solo, ha cambiato completamente aspetto perché la crisi climatica, chiamiamola crisi, insomma, l'evoluzione climatica ha portato al disfacimento. Se magari riuscite a mettere la foto successiva che illustra la Marmolada ai giorni nostri, si vede il confronto, no, tra la situazione del ghiacciaio allora e quella di adesso. Però ovviamente questo fatto, questa invece è un'immagine allo Stelvio, ripresa ieri da una webcam. Si parla di innevamento eccezionale, in realtà quest'anno la neve è normalissima, l'unico problema è che le temperature sono elevate e quindi a parte il rischio delle valanghe e tutte queste conseguenze, questo ci fa pensare che la neve si conservi poco per l'estate che verrà, e questo incide sulla disponibilità idrica dei nostri bacini, che è una delle altre problematiche che riguardano l'evoluzione del clima, la situazione, diciamo, climatica che si sta verificando adesso e che ovviamente colpisce non solamente per l'aspetto paesaggistico, perché confrontando le immagini ad esempio dei ghiacciai come la Marmolada che abbiamo iniziato da allora a oggi, la montagna non sembra neanche più quella perché le masse gelate se ne stanno andando. E purtroppo devo dire anche che c'è una cattiva informazione da parte di molti organi mediatici, dai giornali alle televisioni. Ad esempio in questo periodo parlano di un grande innevamento. In realtà non è così. Nelle montagne nostre abbiamo un innevamento che va in alta quota, diciamo dai 60 ai 100 centimetri sulla Marmolada, e il problema è il caldo, perché abbiamo delle temperature un po' anomale in montagne in alta quota, e questo fa sì che la neve che è caduta non abbia una lunga durata. Per i ghiacciai il conto si fa sempre alla fine dell'estate, ovviamente, perché è quella che rimane
la neve che rimane alla fine dell'estate. Questa è un'immagine della Marmolada sempre da una webcam ieri. L'aspetto certamente è molto bello perché si vede una montagna molto innevata, però vi ripeto, ecco, questa è l'immagine invece della Marmolada confrontata con quella di prima, di 40 anni fa. Vedete come praticamente il ghiacciaio si sia ridotto, frantumato e sia in continua evoluzione negativa, perché tra poco scomparirà. Quei segni bianchi che vedete non è neve, ma sono ancora i teloni che erano rimasti sulle piste, perché si praticava una volta lo sci estivo, adesso non c'è più, i teloni sono rimasti là. Noi parliamo tanto di inquinamento e guardate ad esempio i teloni che sono fatti di plastica, nessuno li ha più portati via perché evidentemente costa troppo rimuoverli, questa è la situazione. Tornando al discorso della neve, la neve quella che conta è quella che rimane poi alla fine dell'estate, perché servirà da riserva idrica per l'annata successiva. Quindi i conti si fanno sempre alla fine dell'estate. Noi per anni abbiamo sempre ritenuto che il massimo dell'innevamento si verificasse in montagna nel mese di maggio, per cui le misure di spessore della neve caduta le facciamo appunto in questo periodo, mese di maggio. Continuando con questa situazione di tipo climatico, diciamo che il periodo di innevamento utile diminuisce sempre di più e quindi questo significa anche che la neve che rimane è soggetta sempre a una riduzione via via crescente nel tempo. Quindi diciamo che questa non è una cosa incredibile, eccetera, è un fatto che adesso però noi ne subiremo anche le conseguenze, perché le riserve idriche vanno via via diminuendo. Quindi immaginate i fiumi come il Po e l'Adige, ma anche il Brenta, che avranno sempre meno capacità di avere acqua a disposizione, con ripercussioni sia nell'agricoltura ma anche nella vita sociale. Diciamo che questo è un problema molto ampio che viene così adesso valutato in maniera come notizia, per cui adesso c'è tanta neve, poi vedrete, facciamo una scommessa, che fra qualche mese i giornali, le televisioni, i media diranno mamma mia non c'è più neve, perché questo sta succedendo a causa delle temperature sempre più elevate. Per quanto riguarda, ecco, questa ad esempio un'altra foto, non so se queste che vedo io le mandate anche in onda, perché sì. Stiamo parlando adesso del ghiacciaio della Fradusta, come era circa 40 anni fa, quando appunto io ho iniziato a lavorare come glaciologo neolaureato all'Università di Padova. E un altro segnale, cioè un altro emblematico aspetto, questo della Fradusta nelle Pale di San Martino, perché questo ghiacciaio oggi non c'è più, è scomparso. Il secondo ghiacciaio più grande delle Dolomiti oggi non c'è più. Quindi non è solo, tra l'altro, ripeto, fino ad annoiarti, scusatemi, ma non è solo poi un fatto paesaggistico, anche se importante, ma riguarda aspetti come appunto la disponibilità idrica, ma anche altri, perché ad esempio lo sci estivo, quindi un'attività dal punto di vista economico rilevante, non viene più praticato perché neve non c'è più. E anche la neve d'inverno, ecco, questa è l'immagine della Fradusta, però questa è 3 anni fa. Comunque vedete la differenza, praticamente certo. Ormai l'altipiano delle Pale di San Martino è ormai deserto senza più ghiaccio o neve, è rimasta una piccola placca di ghiaccio sotto la cima Fradusta. Grazie Tornando professor Secchieri. Allora aspetti che voglio sentire anche cosa dice il professor Giovanni Sebastiani, appunto matematico. Sì. Si parlava di risorse, professor Sebastiani, queste risorse che anche nelle Olimpiadi abbiamo visto e non solo, vengono investiti su dei luoghi dove, spiega molto bene il professor Secchieri, neve ne vedremo sempre meno.
si scerà sempre di meno in alta quota perché la neve non c'è, si cerca di fare questo sport anche estivo, ma i numeri, ecco qua, dicono che la gente non va più. Allora, lei ha detto ci sono poche risorse, io non so se è vero o non è vero, io non ci credo che ci siano poche risorse, il problema è capire dove vanno queste risorse, dove tu investi, i numeri parlano chiaro, dove hai investito i soldi, serviva investire quella risorsa importante, perché parliamo di milioni e milioni di euro su quel territorio per quelle infrastrutture, oppure era meglio destinarli altrove? La trasparenza e la decisione a chi dovrebbe aspettare? Perché noi vediamo veramente, in base anche ai dati che voi date e a quello che sentiamo, che veramente c'è un spreco di denaro pubblico che è impressionante, professor Sebastiani. Cioè, sono numeri importanti, sono risorse pubbliche, sono soldi pubblici, pochi decidono su quello che vogliono fare sulla testa di tutti i cittadini italiani, perché poi il politico passa e i danni dobbiamo pagarli noi, i numeri, sono numeri impressionanti. Prego, professor Sebastiani. Sì, no, io dicevo, quando ho detto prima risorse intendevo limitate in ogni caso, non che non ci siano affatto, e poi appunto in quel caso poi uno deve fare una scelta appunto di dove allocarle. Ora, per quanto riguarda il tema che il professore ha illustrato prima, che le immagini parlano chiaro, diciamo in questo caso appunto sì, si può quantificare, ma veramente basta fare il confronto tra le due immagini. Io conosco bene quei posti perché sono andato in vacanza con i miei su un piccolo paesetto dei Dolomiti per decenni, da quando ero adolescente, insomma, quindi so bene la differenza. Ecco, in quel caso lì non si tratta tanto di risorse, ma di scelte che coinvolgono le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. Il discorso è complesso perché noi appunto se facciamo delle scelte a livello locale appunto del nostro Stato, ora poi torno alla sua domanda specifica, però mi preme sottolineare che laddove i fenomeni sono globali, questo appunto del scioglimento dei ghiacciai ne è uno, anche quello in cui sono stato coinvolto appunto come analista della diffusione dell'epidemia di Covid-19 ne è un altro. Ecco, lì dobbiamo capire che non possiamo agire localmente. Diciamo, dobbiamo agire globalmente e le scelte vanno coordinate, perché appunto se noi attuiamo delle politiche che limitano l'emissione in atmosfera della CO2 in un paese come l'Italia e poi abbiamo altri stati dove sono miliardi di persone come la Cina dove vengono emessi tonnellate di CO2 al minuto nell'atmosfera, è chiaro che poi dopo l'effetto che otteniamo per le nostre politiche non dico è vanificato, ma è assolutamente trascurabile, irrisorio, diciamo. E questo mi premeva dirlo, diciamo. E quindi in certi casi non si tratta di scelte economiche, o meglio, ci sono anche aspetti economici coinvolti, ma si tratta di scelte di produrre, per esempio, attraverso un uso dell'energia diverso. E per quanto riguarda la sua domanda, è chiaro che si tratta di vedere dove investire queste risorse limitate. Le risorse non è che non ci siano, sono limitate, dobbiamo appunto tener conto che abbiamo accumulato un certo debito e dobbiamo, ecco, per esempio adesso noi per poco l'Istat ha certificato che siamo sopra il 3%, mi sembra, del deficit al 3,1, e quindi non possiamo soffrire di certe misure che la Comunità Europea mette a disposizione per chi non supera questo limite. E allora, in generale io, per l'esperienza che ho vedendo appunto l'operato dei politici, a mio parere appunto si potrebbero investire delle risorse in altri settori, in primis quello medico, mi preme molto
questo settore, ho fatto applicazioni per decenni in questo settore e vedo che c'è un costante depauperamento delle risorse. Diciamo. Vero che in decenni molto lontani, insomma, c'è stato e ci sono ancora degli sprechi incredibili, diciamo. Però c'è poco da fare, i finanziamenti alla sanità pubblica diminuiscono nel tempo. Il discorso è complesso perché poi dopo ci sono le spinte dell'attività privata che indubbiamente hanno poi un'influenza sulle scelte del decisore. E io mi sono trovato a fare un'indagine per colonoscopia e gastroscopia e l'ho dovuta fare privatamente perché altrimenti i tempi di attesa erano 370 giorni, mi sembra una cosa del genere, insomma, capito? E si parla di prevenzione, però poi dopo purtroppo, ahimè, quello che io vedo è che la prevenzione uno se la fa a spese però, proprie. Mi scusi, professor Sebastiani, ma se si investe nel privato invece che nel pubblico, se dà la possibilità al privato di prendere il posto del pubblico, capisce bene che non ci siamo proprio, ma era stato programmato questo. Io dico sempre, professor Sebastiani, che tanti anni fa ci dicevano di farci la pensione integrativa perché la nostra non sarebbe bastata, avevano sì pianificato, ma non per il bene della comunità, per il bene del privato. Adesso stanno privatizzando anche le RSA, c'è il privato che tenta, capisce che forse proprio non stanno ascoltando i numeri, però vorrei chiedere anche al professor Secchieri, questi numeri importanti, queste immagini parlano chiaro, gli investimenti, io penso a questa cabinovia molto discussa, ecco, veramente fatta su un posto terribile dove c'è anche una crepa incredibile, eppure le immagini le avevo, i numeri li avevano. Professor Secchieri, cosa vuol dire non ascoltare veramente, ecco, la natura, il clima, non vedere questi ghiacciai come ha fatto vedere lei, e penso che lo sappiano, li vedono perché sono montagne frequentatissime dai nostri politici da nord a sud che vengono ad ammirarci. Però mi sembra che il business supera il buonsenso. Abbiamo assistito anche a queste Olimpiadi di soldi che veramente alla fine vedremo i numeri che daranno, ma si continua pure sulla diga del Vanoy, ecco, sul Vajont, ma dove ecco, la mente umana, vediamo anche le guerre cosa sta succedendo, ma il buonsenso di capire invece questa fragilità del territorio bellissimo, ma fragilissimo, che ha bisogno di investimenti seri, ma strutturali, fatti da persone competenti, perché i numeri di sicuro non mancano e neppure gli esperti, lei è uno di questi. Prego, professor Secchieri. No, intanto mi scuso, ma ho capito circa il 50% perché l'audio deve essere molto disturbato. Noi la sentiamo bene, lei no. Vabbè, sono io. Magari un tema, ecco, il discorso dei ghiacciai è solamente emblematico di un andamento generale, perché si parla tanto di evoluzione del clima, di cambiamenti climatici che comporteranno ovviamente la necessità di adattamenti in futuro. Ad esempio, uno importante è quello della disponibilità idrica. Però volevo parlare un attimo, tornare indietro al discorso, perché molti attribuiscono il mutamento climatico in atto, alle variazioni, all'inquinamento da CO2, ma non è solamente questo. Ad esempio, il discorso della quantità di emissione, però il clima, anche dalle nostre parti, ma nel mondo intero, cambia perché cambiano le dinamiche dell'atmosfera. Quindi non solamente perché c'è un eccesso di CO2, perché la prevalenza dell'anticiclone o del ciclone, per esempio l'anticiclone africano, che permane di più nelle nostre regioni, ci porta a situazioni del tipo meteorologiche ben diverse. Quindi questo è importante, anche non dare la colpa solamente alle emissioni del CO2 in atmosfera, ma è un fenomeno ben più generale, perché sulle variazioni delle dinamiche dell'atmosfera noi possiamo fare ben poco. Però riguardo a quel discorso che è ormai di uso comune capire, cioè
attribuire alle emissioni tutta la responsabilità, mi viene un po' da pensare, io spesso faccio l'autostrada, ad esempio, un esempio, da Verona al Brennero, e vedo, ma anche da Milano, Padova, file ininterrotte di autotreni che, per esempio, l'inquinamento, dico, non sarà mica solamente la mia Panda Euro 5 diesel che porta a queste situazioni. Ci sono situazioni ben più gravi di diffusione del gas che non vengono risolte. C'era un progetto di trasporto, di variazione, di cambiamento del trasporto di merci dalle ruote alla rotaia, ma non ho visto sicuramente niente in questo periodo che venga attuato. Un altro aspetto è quello che da 30 anni stiamo, per esempio, cercando di convincere i politici a gestire delle situazioni come per esempio per quanto riguarda le case, no? È inutile, dal mio punto di vista, chiaramente io sono geologo, perciò non un politico, e quindi posso anche fare o dire affermazioni non corrette, però invece di sprecare soldi per fare il bonus facciate, ad esempio si doveva o si dovrebbe incentivare la costruzione di vasche di riserva per l'acqua piovana, che con quello che costa, diciamo, l'acqua sempre di più sarà sempre più necessario. Però l'altro giorno leggevo dei profitti economici che invece stanno facendo le industrie che vendono acqua in bottiglia. Mi dica lei se è una cosa, un controsenso andare in bagno e per fare, diciamo, e premere nel water 6 litri di acqua, che poi andiamo a comprare al supermercato 6 litri di acqua da bere, sono 6 euro circa, perché il costo dell'acqua in bottiglia è attorno all'euro al litro. Quindi io, come se fossi un proprietario di una ditta che produce e vende acqua in bottiglia, sarei ben favorevole a non fare nessun intervento di risparmio idrico, perché l'acqua, vi rendete conto che nessuno più beve acqua del rubinetto, eppure non è mica detto che l'acqua del rubinetto sia imbevibile, è perché ormai ci siamo abituati a questo consumo di risorse. Scusatemi questa confusione tra ghiacciai e acqua minerale. No, ha fatto benissimo invece. La ringrazio invece, perché veramente sono anche i messaggi che arrivano che impauriscono molto, specialmente nel nostro territorio qui, professor Secchieri, quando parliamo di acque col PFAS, lei sa benissimo con i FAS, questo studio sta impaurendo moltissimo, si parla di acqua, capisce che bisogna capire anche il percorso giusto, però prima di lasciarlo, so che lei ci deve lasciare, io vorrei andare a vedere questa marmolada arretrata e poi la commentiamo e la salutiamo, professor Secchieri. Allora andiamo a vedere e sentire. La marmolada purtroppo continua a ritirarsi, nonostante tutto sommato un'estate che ha avuto anche delle interruzioni di caldo significative, però complessivamente evidentemente la poca neve invernale oppure la neve tardiva che fonde molto rapidamente, diciamo, nel periodo primaverile, non consente al ghiacciaio di alimentarsi e quindi di rimanere in equilibrio. C'è un arretramento medio di 7 metri sul ghiacciaio della Marmolada rispetto al 2024. Le foto che state vedendo raccontano quanta neve è stata persa negli anni. Il dato emerge dalla 7ª campagna glaciologica partecipata sulla Marmolada, promossa dal Museo di Geografia dell'Università di Padova, che ha visto la collaborazione dei ricercatori dell'università, l'ARPAV col centro valanghe di Arabba di Belluno, il Comitato Glaciologico Italiano, e che ha permesso di raccogliere dati aggiornati fondamentali per continuare il monitoraggio del ghiacciaio principale delle Dolomiti e comprendere meglio l'impatto dei cambiamenti climatici a scala locale. Anche oggi sulla fronte di Serauta abbiamo avuto ritiri da 12-4 metri, quindi il ghiacciaio continua ad arretrare, ma soprattutto continua a perdere volume e si vede sempre di più il divario tra la neve e la pista che viene protetta dai teli e la superficie del ghiacciaio che scende sempre di più. I dati raccolti dimostrano il continuo ritiro del ghiacciaio. Era il 3 luglio del 2022 quando il crollo di un seracco causò
11 vittime. Sulla Marmolada gli scienziati continuano a registrare dati preoccupanti, confermati dalla tendenza osservata negli ultimi 20 anni, nonostante alcune fasi relativamente fresche, anche in questo periodo estivo, con una nevicata che ha imbiancato il ghiacciaio a fine agosto. Va rivisto inoltre il sistema sciistico e degli impianti di risalita. Alle mie spalle ci sono i teli protettivi, teli in polipropilene, quindi teli in materiale plastico che poi rilasciano comunque residui anche sul ghiacciaio. Ovviamente sono efficaci per mantenere la neve dannata sulla pista da sci, non servono sicuramente a salvare il ghiacciaio, ma soprattutto il punto di domanda è fino a che punto continuare a mantenere una industria dello sci che dal punto di vista, diciamo così, dell'equilibrio ambientale e climatico è sempre più pesante, sempre più dissipativa dal punto di vista dell'energia e degli impatti. Sembra che questo tecnico avesse ascoltato la mia domanda che avevo fatto prima, gli investimenti su infrastrutture o strutture che veramente ci domandiamo ma servivano veramente, visto i dati che abbiamo, poi ne parleremo col professor Sebastiani. Come ci saluta professor Secchieri, con quale messaggio? Prego. Allora, intanto il ghiacciaio della Marmolada è emblematico, nel senso che è il più bel ghiacciaio, il più famoso delle Dolomiti, ma è un testimone, un sintomo, perché la situazione si sta aggravando sull'intero arco alpino, ma in tutto il pianeta, per cui bisogna pensare da un punto di vista paesaggistico non ci si può fare nulla. E quindi il problema che io praticamente vedo più importante è quello di pensare al domani delle nostre risorse idriche. Comunque il ghiacciaio della Marmolada, quella campagna a cui anch'io ho partecipato, però devo dire che all'Università di Padova, all'Istituto di Geografia, là dove mi sono laureato, gli studi sono stati fatti ancora dal compianto professor Zanon da molto tempo, quindi sono più di 40 anni che si seguono i ghiacciai delle Dolomiti. Spero che la nuova amministrazione regionale, ad esempio del Veneto, anche se è vero che le Dolomiti non appartengono tutte al Veneto, però è importante quello che è stato fatto precedentemente fino a circa 15 anni fa con l'ARPAV, proprio per seguire l'evoluzione dei ghiacciai montani. Spero che la nuova amministrazione sia più attenta, non come quella precedente che dei ghiacciai proprio non se ne è voluta occupare, per diciamo mettere delle risorse a disposizione per studiare anche questi aspetti paesaggistici che comunque, visto il richiamo della montagna sulla popolazione, non sono da trascurare. Con questo io vi saluto e volentieri la prossima volta ci vediamo. Però i ghiacciai adesso stanno dormendo, si sveglieranno verso maggio-giugno e quindi poi staremo più attenti ad ascoltare quando si sveglieranno che cosa ci diranno. Grazie veramente, grazie al professor Franco Secchieri, geologo, glaciologo, di essere stato con noi. Buon lavoro professore. Allora andiamo dal professore invece Giovanni Sebastiani. Professore, abbiamo sentito, lei ha anche visto, conosce la realtà, ecco, gli investimenti importanti, i numeri parlano chiaro, abbiamo bisogno di investimenti importanti per salvaguardare l'ambiente, non di fare cose che danneggiano l'ambiente buttando dei soldi che fanno solo male, e tanti anche. Prego professor Sebastiani. Microfono. Eccomi, adesso la sentiamo. Sì, scusatemi. E volevo appunto, prima di rispondere alla sua domanda, fare due affermazioni. La prima in relazione a quello che ha detto il professor Secchieri. Mi rendo assolutamente conto che il problema che abbiamo non riguarda solo le emissioni di CO2. Certamente il fenomeno, per esempio, della circolazione delle masse d'aria presenti in atmosfera è complesso, ma è d'altronde indubbio che per quanto riguarda il ghiaccio, sia sulle montagne ma anche appunto quello che c'è sui mari, l'aumento della temperatura dovuta a una cattura della radiazione riflessa dalla Terra per quanto riguarda a causa della presenza della CO2 in atmosfera è un fatto inequivocabile che porta a un innalzamento del livello del mare, a un innalzamento della temperatura media.
E per fare una metafora, è chiaro che gli eventi cardiovascolari sono influenzati da diversi fattori, no? Il fumo, vari livelli di colesterolo, la pressione arteriosa. Ecco, laddove uno comunque individua uno di questi fattori e può agirci, per esempio il fumo, e fa bene a farlo. Quindi il fenomeno è complesso, mi rendo conto, la questione dell'aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera non è l'unico che influenza vari aspetti dei disastri, anche di questo aumento della frequenza degli eventi estremi che abbiamo e dell'intensità degli eventi estremi, non solo della frequenza, è influenzato da diversi fattori. Uno di questi è il CO2, lì possiamo fare qualcosa e lì è bene che agiamo, insomma. E detto questo, poi dopo dico un'altra cosa alla fine, allora rispondo alla sua domanda, e certamente è una questione di scelte, diciamo, che uno deve fare, e mi collego all'aspetto che diceva prima sulla transizione da pubblico a privato. Chiaro che se uno ha delle risorse limitate deve fare queste scelte, e lì è lì che il politico deve agire, diciamo. Si informa con i tecnici e dice: io ho queste risorse, allora se le investo qui ottengo questo effetto, se le investo in quest'altro settore ottengo un altro, e il politico decide dove investirle. Però ci sono delle altre considerazioni da fare, che una di queste riguarda non tanto l'allocazione delle risorse, ma la formulazione di leggi. Allora, se vengono formulate delle norme a favore della sanità privata, perché c'è una spinta del privato, è chiaro che questo, diciamo, non coinvolge dei costi, d'accordo? La formulazione di leggi in questo senso. E ecco, è lì che a mio avviso, a costo limitato se non zero, il politico deve fare le scelte più oculate. La stessa cosa vale per quanto riguarda la formazione. Abbiamo un rifiorire di università private, no? E adesso stanno cercando anche di limitare questo fenomeno degli esamifici, dove appunto c'erano delle cose veramente scandalose, insomma, no? O anche a livello di formazione di scuola secondaria superiore, non è possibile che tu fai 5 anni in uno, non ha nessun senso, insomma, no? È chiaro, paghi, ecco. Allora il fatto è che poi queste persone che escono vanno a occupare dei ruoli e a svolgere delle funzioni che poi coinvolgono anche la salute delle persone, per esempio, un tema che mi riguarda molto, insomma. Quindi queste scelte il politico le può fare a costi limitati, ma ovviamente non sono a impatto zero poi sul cittadino, ed è lì soprattutto che la politica deve prendersi le sue responsabilità e fare delle scelte. Dal mio punto di vista alcune funzioni vanno svolte a livello pubblico. Parlo della sanità, parlo della sicurezza, parlo dei trasporti, e vedo, ahimè, che questo non è il caso. La prima domanda che ti fanno quando uno telefona a un grande ospedale qui a Roma, ma non è il fenomeno limitato solo a Roma, per prendere un appuntamento per un'indagine diagnostica, è se hai l'assicurazione, diciamo. E questo è un fenomeno che da decenni è presente negli Stati Uniti. Ecco, noi stiamo avvicinandoci sempre più al modello invece di copiare le cose buone, copiamo le cose sbagliate, purtroppo. Io la ringrazio, professor Sebastiani, di essere stato con noi. Il tempo è terminato, veramente grazie al professor Giovanni Sebastiani, veramente professore matematico a CNR, Centro Nazionale di Ricerca, che è stato con noi per far capire l'importanza di ascoltare le persone che hanno studiato, che conoscono il tema e che possono dare dei numeri corretti per investire. Grazie veramente, professor Sebastiani. Buon lavoro, buona giornata, pubblicità. In attesa di collegarci con l'ultimo ospite, che dovrebbe collegarsi, se no andremo avanti lo stesso, io apro questa busta, questa lettera che è arrivata ieri, per far capire l'importanza
dell'aiuto in questo momento tragico per le famiglie che non ce la fanno. Buongiorno signora Mirella, scrivo queste righe in merito all'aiuto che mi avete sempre dato in questi anni. Ringrazio tutti voi per l'aiuto, per la gentilezza e la simpatia che avete sempre avuto nei miei confronti, ma soprattutto per tutto quello che fate per aiutare noi persone un po' più bisognose. Non solo per la spesa, ma anche per l'abbigliamento e l'assegno che anche quest'anno ho ricevuto e che grazie a questo sono riuscita a pagarmi spese sanitarie, visite, medicinali, eccetera, dato che è da più di un anno che sono a casa dal lavoro e non sarei riuscita ad affrontare tutte queste spese da sola. Vi allego anche il mio ISEE 2026 perché so che bisognava consegnarlo di pomeriggio facendo un colloquio con lei, ma essendo a piedi non riesco a trovare nessuno che mi accompagni. Salute e grazie ancora, di tutto siete speciali. Allora capite che io leggo queste cose per far capire l'importanza di aiuto alle fragilità. Come voi vedete tutti i giorni, voi mi fermate per la strada, mi ringraziate, ma sono io che devo ringraziare voi, perché se riesco a dare questi aiuti è merito vostro, è merito di quei 5 per 1000 che vedete anche in sovraimpressione, dei contributi che riesco ad avere da voi, soprattutto da voi, per aiutare queste fragilità. Fragilità che fanno sempre più fatica a resistere, a dire guardate che ci sono anch'io, ad essere visibili. E guardate che non è sempre facile per questi veneti affacciarsi al sociale, ai servizi sociali, ai banchi alimentari. Ecco, veramente non eravamo abituati così. Ecco, lo straniero, il diverso, si avvicina molto facilmente perché fin da piccolo è abituato a chiedere. Ecco, noi invece non eravamo abituati a dare più che a chiedere. E perciò pensate la fatica veramente che fanno queste persone, queste famiglie, queste donne che però ringraziano, sono educate. Ecco, voi se venite fuori dal banco alimentare, ripeto che è l'unico banco alimentare all'interno di un ente pubblico della provincia in Italia, pensate voi, questa dignità che cerchiamo dare con questo banco e questi aiuti, però purtroppo non funziona così. Allora vedo che l'ospite non arriva, allora noi andiamo a vederci un altro bel servizio, andiamo a vedere cosa sta succedendo. Io andrei a vedere cos'è questo titolo che mi intriga molto, Moretti, fallo con amore. Vedremo cos'è questo servizio. Parte da dati allarmanti il progetto Fallo con amore, iniziativa ideata dall'eurodeputata del PD Alessandra Moretti che punta a riportare al centro il tema dell'educazione sessuale e affettiva. Quasi un giovane su 4 non considera violenza baciare o toccare qualcuno senza consenso, mentre il 38% dei ragazzi pensa che quando una ragazza dice no in realtà intenda sì. Per circa un adolescente su 3 inoltre la pornografia è il modo più rapido per imparare la sessualità. Un quadro che secondo l'eurodeputata dimostra quanto sia urgente intervenire sul piano culturale per contrastare la violenza di genere, mentre diminuisce l'età delle vittime e degli autori di reati. Fallo con amore è un progetto che parla di amore sano e andremo a distribuire di fronte alle università del Veneto materiale informativo fatto insieme a dei medici, a degli esperti, dove diamo dei dati ma dove parliamo anche di tutta la disinformazione che riguarda l'affettività e la sessualità e di quanto sia importante parlare di rispetto, di affettività e di relazioni sane. E poi anche distribuiremo dei preservativi, perché il dato più allarmante è che oggi tra i giovani purtroppo cala l'uso e la consapevolezza sull'uso sicuro. L'obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza su salute, rispetto e consenso, partendo proprio dai più giovani. Lavoriamo da anni nelle scuole di ogni ordine e grado per portare l'educazione al rispetto e all'affettività tra i più giovani. Quest'anno in particolare siamo impegnate in tutta la provincia con le scuole primarie e le secondarie di primo grado, quindi con l'elementare e le medie, con percorsi proprio di educazione al rispetto. Sono percorsi voluti fortemente dall'amministrazione comunale ma anche dalla provincia di Padova e finanziati anche dalla Fondazione Cecchettin, quindi un partenariato ampio di istituzioni pubbliche e private che permette proprio di entrare laddove purtroppo altri fondi non ce lo permettono, e pensiamo però che sia l'attività fondamentale che deve essere fatta per prevenire la violenza maschile sulle donne.
Io ringrazio e saluto Paolo Barbisan, presidente Polisportiva Disabili di Marca. Buongiorno Barbisan, grazie di essere qui con noi, la vedo bellissimo, guardi, no, una cosa incredibile, vediamo questa connessione se funzionerà, ecco, per capire... Spero, anch'io spero tanto Barbisan, guardi, veramente ce la metto tutta con la speranza quando faccio i collegamenti, io non so mai come vanno a finire, però noi non è colpa nostra. Allora Barbisan, cosa ci racconta? Stanno partendo queste Paralimpiadi, ecco, io spero in futuro di sentire solo sport, Olimpiadi, sportivi, ecco, cosa dice questa partenza? Mi sembra un po' in sordina rispetto a quello che è successo con le Olimpiadi, o sbaglio Barbisan? Purtroppo ci sono dei problemi a livello globale politici che stanno un po' mettendo dei bastoni tra le ruote all'organizzazione che è nata benissimo per le Olimpiadi e sembra che crei qualche problema alle Paralimpiadi con il discorso della partecipazione di Russia e Bielorussia. Ci sono degli stati che non volevano questa partecipazione, quindi c'è un po' di malumore, insomma, tra le varie nazionali. Speriamo che questo però non infici lo scopo principale, che è di fare lo sport, che è il motivo principale, insomma. Però Barbisan, anche in base alle immagini, alle interviste che noi abbiamo fatto, non mi sembra che ci sia tutte queste persone che abbiamo visto invece quando si spostava la fiaccola nelle Olimpiadi. Bisogna coinvolgere di più la comunità. Ecco, io spero che questi giochi siano seguitissimi, perché io adoro questi sportivi, questi ragazzi. Anzi, chiederei alla regia se riesce anche a trovare le immagini di Fulvio Marotto, vorrei proprio farglielo vedere, farglielo anche conoscere in futuro. Ecco, questo esempio che la vita, anche dopo un grave incidente, una grave malattia, grazie allo sport ti può far rinascere, ti può far scoprire che c'è un'altra possibilità, un'altra vita. Però mi sembra che facciamo fatica a fare squadra, unire le forze, ancora si parla di Paralimpiadi, si parla il dopo Olimpiadi, ecco, anche un lasso di tempo che mi sembra un po' troppo lungo, non so cosa si deve fare. Ecco, Barbisan, com'è la situazione dal suo osservatorio? Prego. Allora, diciamo che è tutto in miglioramento, nel senso che rispetto a anni fa la situazione sta migliorando. Io vedo, almeno nel nostro piccolo, noi con la nostra squadra di basket in carrozzina ormai da un po' di anni che siamo in Serie A, cerchiamo di coinvolgere sempre di più le scuole, dei gruppi anche di danza di bambini, che quindi durante i nostri intervalli vengono a fare le loro esibizioni, e questo fa sì che il movimento cerchi di espandersi, di trovare più persone che vengono a vederci, ma soprattutto conoscere proprio quello che facciamo, anche perché noi ci mettiamo il massimo, spendiamo tantissimi soldi perché dobbiamo girare per l'Italia, siamo appena tornati dalla Sardegna, giochiamo con Firenze fra una settimana, siamo stati a Reggio Calabria e quindi abbiamo spese immense. Al 12 partiamo, dovevamo fare l'Eurocup in Olanda, quindi ci saranno atleti che si muovono in aereo, il furgone che porta le carrozzine, quindi siamo molto impegnati, però vedo che insomma cerchiamo di coinvolgere più aziende anche locali per far sì che trovare i fondi per fare tutta la nostra attività, e un po' alla volta insomma riusciamo a fare. Naturalmente abbiamo sempre un problema di base, che a livello regionale non siamo supportati come fanno le regioni a statuto speciale, e quindi ci troviamo di fronte a squadre come le squadre sarde che hanno budget quasi illimitati rispetto ai nostri. Per dire, quest'anno la nostra regione ci corrisponderà 5.000 euro per la stagione 2025, consideri che la regione Sardegna stanzia circa 10.000 euro per ogni atleta, più le spese dei trasporti, quindi è una cosa completamente diversa. Scusa Barbisan, ma mi sembra che sia cambiato anche il presidente della regione. Ecco, sì. Abbiamo adesso il nuovo presidente Alberto Stefani, mi sa che sarebbe utile che fate un incontro per capire veramente, perché da quello che ha detto e da come si è presentato mi sembra invece che lui tenga molto al sociale, a supportare queste attività, queste persone, queste fragilità.
Il problema è che purtroppo noi abbiamo visto dove si è investito e per chi si è investito, e lei è stato molto chiaro, Barbizan. Forse ecco, dovete parlare di più, far sentire di più la vostra voce, perché dovete essere assolutamente supportati. Io so quanto impegno, quanto sacrificio veramente voi cercate di metterci sullo sport che fate. Però non basta, vede Barbizan, bisogna essere supportati, dobbiamo smetterla di essere tiepidi, calmi, dire che tutto va bene, ringraziare sempre. Noi dobbiamo dire quello che non va e di cosa si ha bisogno. Ecco, vogliamo salvare i giovani, vogliamo salvare anche quei giovani che hanno perso la speranza. Lo sport può fare questo, Barbizan, però bisogna investire in questo sport, bisogna investire su queste attività, su queste società che voi con tanta fatica cercate di mettere in piedi. Allora andiamo a vedere il nostro Fulvio Marotto cosa riesce a fare per dare speranza a quei ragazzi che veramente adesso sono su un letto di ospedale o di casa e che per un incidente, una malattia, ecco, un virus o un batterio stanno perdendo la speranza di vivere. Non dovete farlo. Guardate Fulvio, vediamo l'immagine di Fulvio che scia e le commentiamo con il nostro Barbizan per capire l'importanza dello sport. Ecco Barbizan, questo è Fulvio, è senza gambe, senza mani, eppure guardate cosa riesce a fare. Ieri ho avuto la fortuna di incontrare anche agli Orti, è venuto a incontrarlo il presidente della provincia di Treviso, è rimasto sbalordito da quello che Fulvio gli ha fatto vedere, gli ha fatto notare, ecco, questo uomo che non smette mai di stupire anche i grandi professionisti, i grandi medici, chirurghi, dicono ma questa voglia di vivere, ecco la voglia di vivere. Cosa dice Barbizan a Fulvio? Che è una brava persona e io conosco tantissime persone che usano protesi, perché tra l'altro sono anche i nostri atleti e fanno cose incredibili e quindi non posso che dire che bisogna andare avanti. Le protesi tra l'altro stanno migliorando sempre e riescono a fare cose che una volta era impossibile pensare. Comunque ritornando al discorso che faceva lei sul discorso di coinvolgere la regione, allora adesso si è appena insediato il nuovo presidente Stefani, però diciamo che avrò probabilmente modo di vedere per la prima volta l'assessore allo sport e al sociale che parla a Roma, che tra l'altro è del nostro territorio, e probabilmente la vedrò domenica a Cortina. Sono stato invitato a una cena proprio per le Paralimpiadi e sarà un'occasione per cercare di fissare degli appuntamenti o dei motivi per trovarci appunto per discutere di queste problematiche sui finanziamenti delle nostre attività. Cos'è Barbizan che la preoccupa di più in questo momento? Cosa dicono i ragazzi? Sentiamo anche la voce dei ragazzi, ecco, che è la sua squadra, Barbizan. Bene, la nostra squadra ha la fortuna che i ragazzi per il momento, io come presidente ma anche tutto il mio direttivo, siamo sempre riusciti tramite appunto ditte che ci supportano a riuscire a rimborsare le loro spese e è quello che ho sempre fatto e spero di poter continuare a fare. Loro sono contenti di partecipare, anche adesso che andiamo in Olanda. Se per caso dovessimo qualificarci, cioè passare il turno, dovremmo probabilmente andare a fare un'altra trasferta europea e là potrebbero cominciare a esserci problemi per la copertura finanziaria. Però io devo dire che in ogni situazione, in un modo o in un altro, siamo riusciti a trovare delle aziende o delle persone che ci hanno aiutato. Quindi io confido sempre in questo e su questo posso spendere una parola proprio anche sull'azienda dove lavoro io, la Casa di Cura del Monastier, che grazie al nostro amministratore ci ha sempre messo in contatto o personalmente, ma anche con ditte che conosce per darci proprio un supporto economico per continuare a fare le nostre attività. Allora andiamo a Belluno, andiamo a vedere queste Paralimpiadi e poi commentiamo col nostro Barbizan, Paolo Barbizan, presidente di questa polisportiva disabili della Marca Trevigiana.
Sport paralimpico vuol dire quello che significa lo sport, cioè non esiste uno sport olimpico o paralimpico, lo esiste, sono atleti normodotati, atleti disabili e donne che fanno parte dell'universo sportivo. Noi possiamo essere una galassia che è appunto quella paralimpica, perché i giochi paralimpici vengono svolti 15 giorni dopo quelli olimpici, ma sono due momenti dello stesso momento, un momento un po' funestato da quelli che sono, diciamo, gli atti di guerra internazionali. Lo sguardo è ovviamente rivolto alle piste, allo sport, agli atleti, alle medaglie, ma certo non sarà facile scendere in pista sapendo che proprio mentre gli atleti si preparavano a festeggiare un evento atteso 4 anni, scoppiava un'altra guerra. Ci sono uomini che la pensano come noi e altri uomini che non la pensano come noi, per cui è molto difficile. Certamente durante i giochi non sarebbero dovuti accadere avvenimenti bellici, questo non è successo, tra l'altro è successo per la seconda volta dopo Pechino 2022 in cui ci fu l'attacco della Russia nei confronti dell'Ucraina, è successo anche questa volta con Israele e America con l'attacco nei confronti dell'Iran e le controffensive, tutto quello che ne può derivare. Nulla però deve distogliere l'attenzione da chi si mette in gioco, perché una medaglia paralimpica non vale meno di una di quelle che furono ieri di Brignone e l'altro ieri di Tomba o di Teni. Concentriamoci sullo sport, concentriamoci su quello che stiamo affrontando, che è un grande evento mondiale straordinario per questi ragazzi che hanno preparato la Paralimpiade per 4 anni attraverso grandi sacrifici e soprattutto il supporto dei genitori, di tutte le famiglie. Ecco Barbisan, queste parole fanno molto riflettere, concentriamoci sullo sport. Ecco, non sarebbe utile che qualcuno si concentrasse proprio sullo sport e capire soprattutto anche le difficoltà che voi incontrate? Lei ha detto bene o male ci siamo sempre arrangiati, abbiamo sempre trovato gli sponsor, però siete sempre voi che dovete muoverli grazie a qualche conoscenza, come dice lei, che può essere lavorativa, familiare. Ma non le sembra che invece, quando lei cita ad esempio la Sardegna, dove investono molto, non sono lasciati soli questi ragazzi, queste attività, veramente c'è qualcosa che riflette? Qui al nord abbiamo fior di imprenditori. Ecco, è facile andare sempre dai numeri 1 per quello riguarda, ma anche il Paralimpiadi è il numero 1. È un numero 1 o sbaglio, Barbisan? Forse non si è capito molto bene che forse sono più numeri 1 questi, senza nulla togliere per carità ai grandi campioni normodotati, ma mi sembra che le medaglie che avete portato a casa anche le ultime volte 19, io ne ho dato una in più, ho fatto 20, perché veramente ve le meritate. Prego Barbisan. Sì, è vero, purtroppo però c'è sempre un po' questo preconcetto che viene sempre comunque considerato uno sport minore, però abbiamo visto che ci sono sempre piccoli passi avanti, per esempio il fatto stesso che gli atleti importanti delle varie nazionali siano rientrati nei gruppi sportivi militari, anche questo è stato un grosso passo in avanti. E, ancora ai tempi di Luca Pancalli riuscire a fare questo è stato un passo fondamentale, perché sostenere atleti di alto livello che magari dedicano tutto il loro tempo allo sport, probabilmente devono sacrificare la vita lavorativa, e quindi avendo uno stipendio, diciamo, dallo Stato, dal gruppo sportivo militare, questa è una bella garanzia. Questo è stato un grosso passo in avanti. E quello che diceva Marco Giunio De Santis, il presidente del CIP adesso, è vero, purtroppo gli eventi globali delle guerre, quello che sta succedendo condiziona un po' tutto. Per esempio noi dobbiamo andare in Olanda e la nazionale, una delle squadre è israeliana e ci ha già anticipato che sarà quasi impossibile arrivare, perché non sanno ancora come e quando riescono a farlo, quindi noi il 12 partiamo e loro non sanno se riusciranno ad arrivare. Senta Barbisan, come state vivendo questo momento? Ecco, le emozioni, i sentimenti che provate, finalmente è arrivato anche il vostro momento, cosa dicono i ragazzi? Perché io so, non tanto il vincere, ma soprattutto anche partecipare, fare squadra, riuscire ad esserci. È molto bello il messaggio che io ho sentito da questi ragazzi e da queste ragazze, anche se non vinco, ma solo partecipare per me è fondamentale, importante. Posso sempre dire quel giorno io c'ero, ho partecipato. Prego Barbisan.
Non si sente niente? Mi sa che è caduto. Allora andiamo a vedere queste Paralimpiadi invernali e il nostro presidente Mattarella, che se non ci fosse, l'ha detto anche la presidente Meloni ieri, dovremmo inventarlo, forse questo presidente. Andiamo a sentire. Il nostro presidente è sempre stato molto vicino al nostro movimento ed è bellissima questa cosa qua, perché segue anche il trend che a livello internazionale hanno le nostre Paralimpiadi. Una notizia attesa che viene accolta dagli organizzatori delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026 con grande entusiasmo. Alla cerimonia di apertura dei giochi sarà presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È stato lui stesso ad annunciarlo. Le Paralimpiadi saranno un appuntamento importante che sarà seguito da tutti i nostri connazionali e da ogni parte del mondo. Ci vedremo a Verona per l'apertura, ha detto il Capo dello Stato. Lo sport paralimpico nella nostra regione continua a crescere in termini di consensi, ma se da un lato ci sono i risultati degli atleti che rappresentano il 30% nel medagliere nazionale, che a sua volta si colloca al 7° posto a livello internazionale, dall'altra il numero di persone disabili che si avvicinano allo sport sono ancora troppo pochi. Noi abbiamo coinvolto una popolazione disabile ancora troppo poco numerosa e nel Veneto solo 3.000 persone circa fanno un'attività sportiva continuativa su una popolazione di 220.000 persone con disabilità, perché non è ancora prescritto in maniera corretta dal sistema sanitario. Stiamo attendendo adesso delle modifiche a livello nazionale per inserire lo sport all'interno del sistema sanitario ufficialmente, perché noi dobbiamo avere delle strutture diffuse e sostenute economicamente dalla Regione. Facilitare l'accesso allo sport delle persone disabili, abbattendo i costi, è l'obiettivo prioritario, insieme ad una serie di iniziative volte a rendere l'attività sportiva accessibile a tutti attraverso investimenti mirati. Temi discussi insieme al Presidente della Regione Alberto Stefani. L'occasione delle Paralimpiadi sarà proprio quella di lasciare quella legacy culturale che faccia sì che tutte queste iniziative possano finalmente essere messe in campo. Sport paralimpico vuol dire quello che significa lo sport, cioè non esiste uno sport olimpico paralimpico, lo esiste, sono atleti normodotati, atleti disabili e donne che fanno parte dell'universo sportivo. Noi possiamo essere una galassia che è appunto quella paralimpica, perché i giochi paralimpici vengono svolti 15 giorni dopo quelli olimpici, ma sono due momenti dello stesso momento, un momento un po' funestato da quelli che sono, diciamo, gli atti di guerra internazionali. Lo sguardo è ovviamente rivolto alle piste, allo sport, agli atleti, alle medaglie, ma certo non sarà facile scendere in pista, sapendo che proprio mentre gli atleti si preparavano a festeggiare un evento atteso 4 anni, scoppiava un'altra guerra. Ci sono uomini che la pensano come noi e altri uomini che non la pensano come noi, per cui è molto difficile. Certamente durante i giochi non sarebbero dovuti accadere avvenimenti bellici, questo non è successo, tra l'altro è successo per la seconda volta dopo Pechino 2022, in cui ci fu l'attacco della Russia nei confronti dell'Ucraina, è successo anche questa volta con Israele e America con l'attacco nei confronti dell'Iran e le controffensive, tutto quello che ne può derivare. Nulla però deve distogliere l'attenzione da chi si mette in gioco, perché una medaglia paralimpica non vale meno di una di quelle che furono ieri di Brignone e l'altro ieri di Tomba o di Teni. Concentriamoci sullo sport, concentriamoci su quello che stiamo affrontando, che è un grande evento mondiale straordinario per questi ragazzi che hanno preparato la Paralimpiade per 4 anni attraverso grandi sacrifici e soprattutto il supporto dei genitori, di tutte le famiglie. Ho rifatto vedere questo servizio per l'importanza delle parole di questo tecnico, anche per farvi capire di seguire questi eventi, questi sport invernali, queste Paralimpiadi che sono meravigliose, danno un'emozione unica. Pensate a questi atleti quando escono da casa, quante veramente intoppi, quanti problemi trovano. Avete sentito l'importanza invece di parlare di sport, di sacrificio, di impegno e di premiare questi ragazzi
nella maniera corretta come si fanno veramente anche quei normodotati. Non può essere che si va sempre avanti in questa maniera. Io penso ad esempio Barbisan, lo vedo, non so se è tornato Barbisan. Sì, sono tornato. È tornato, mi fa piacere Barbisan. Un ruolo importante ce l'hanno anche i sindaci, i nostri amministratori, io dico sempre, sono loro nel territorio che hanno anche questi contatti con questi grossi industriali che possono diventare veramente dei sponsor importanti anche per voi. Ecco, io glielo dico, Barbisan, lei sa come sono io, ecco, l'importanza di far capire che anche il loro coinvolgimento, che viene molto ascoltato, l'imprenditore ha bisogno sempre di ascoltare il sindaco, è importante la parola del sindaco. Prego Barbisan, sempre complimenti, prego. Sì, sì, beh, il coinvolgimento dei sindaci sicuramente sì, anche perché noi, mi è venuto in mente che uno dei nostri problemi, soprattutto con la nostra squadra, è riuscire a trovare alloggi per gli atleti che giocano con noi la stagione sportiva e dobbiamo ospitare perché o vengono dall'estero. Noi quest'anno abbiamo un atleta iracheno e un atleta brasiliano che giocano con noi e abbiamo un appartamento che teniamo ormai da 4-5 anni, però in futuro avremo bisogno anche di un altro posto e è difficilissimo trovare appartamenti o comunque abitazioni accessibili a prezzi accettabili per noi, insomma, perché in fin dei conti dobbiamo pagare tutto, utenze di tutti i tipi, luce, gas, acqua e poi sì. Barbisan, mi sa che tu ti diamo del tu perché tanto ci conosciamo. Sì, sì. Tu sei venuto a Villa Margherita, vero Barbisan? Sì, certo, ecco, certo. Tu pensa solo questa splendida villa lasciata al comune anche per la comunità, perché non la possono vendere, perché è un bene lasciato alla comunità, per fortuna dico io, speriamo che qualcuno non cambi le regole. Ecco, l'importanza di creare anche questi posti, ecco, per dare la possibilità anche a voi di ospitare. Noi abbiamo visto stanze bellissime. Il sindaco di Treviso aveva detto che con i fondi del PNRR avrebbe sistemato la villa, poi abbiamo visto che è andato da un'altra parte, siamo andati tutte via e questa villa è là che sta cadendo a pezzi. Ma finché si continuare a far cadere a pezzi immobili meravigliosi che possono ospitare veramente realtà come quella che ha detto Barbisan, tanto abbiamo anche i collegamenti con la MOM, con i treni per arrivare a Cortina, cioè non è che siamo lontani chissà quanto. Ecco, trovare anche in giro per l'Italia queste residenze meravigliose che ci hanno lasciato, che a mio avviso che non costano poi così tanto nelle ristrutturazioni, non lasciatevi incantare da chi dice chissà quanti soldi, sì, poi vediamo quanti ne spendono per creare delle cose che hanno il punto di domanda. Cosa dice Barbisan? Dobbiamo unire le forze e uscire compatti per chiedere quello che abbiamo diritto, spazi? Sarebbe una cosa bellissima riuscire a creare una foresteria, un ambiente in cui ospitare questi atleti durante la stagione. Noi da tanto che ci proviamo. Abbiamo anche in altre occasioni provato a sentire il comune, ma non c'erano alloggi appunto disponibili. Noi continueremo a fare questo tipo di richiesta perché sarebbe proprio... Perché ci sono anche tanti atleti italiani, anche giovani, che magari necessitano di trovare squadre che magari non sono al vertice, però avrebbero possibilità di far giocare di più questi giovani e quindi trovare la possibilità di alloggiarli sarebbe uno spunto. Adesso tra l'altro noi abbiamo la fortuna quest'anno di avere l'allenatore della nazionale Under 21 della nazionale italiana che vive a Padova e allena la nostra squadra e lui ha tanti giovani che potrebbe invogliare a venire a Treviso a giocare. Sto pensando anche a Villa Franchetti, ad esempio, Barbisan, pensate, o Alexa o il Gris. Abbiamo degli spazi che sono meravigliosi, enormi, grandi, ma preclusi alla comunità che vorrebbe anche con delle idee, dei progetti validi per aiutare i giovani, per investire sui giovani, però non ce lo lasciano fare. Ecco, noi veramente continueremo a bussare, vero Barbisan? È caduto Barbisan, quando parliamo di queste cose si interrompe perfino il collegamento. Pensate certi politici che ascoltano e invece bisogna puntare, dicono bisogna puntare sui giovani. Sì, ma se non puntiamo e non investiamo e andiamo a puntare su cose che non servono o perché
che danno la visibilità al politico di turno al momento, capite bene che non andiamo da nessuna parte. Partono le Paralimpiadi e loro sono ancora in cerca di alloggi per ospitare queste persone. Capite come funziona? È giusto che lo sappiate a casa, si chiama Sveglia Veneti la trasmissione, non dormi Veneto. Perciò capite che qualcuno dovrà pur dare risposte, perché dove vogliono i fondi si trovano, i soldi si trovano. Io direi di trovarli anche per queste realtà che abbiamo sentito, e avete visto l'importanza veramente di questi sport che danno la voglia e la possibilità di vivere a queste persone veramente che ce la mettono tutta. Andiamo a vedere invece, questo è accaduto ancora a Barbizan, andiamo a vedere il servizio Marzo Donna, andiamo a Venezia. Un Marzo Donna che come ogni anno si prospetta denso di iniziative diffuse su tutto il territorio del Comune di Venezia, dalla terraferma alle isole al centro storico. La lotta alla violenza di genere con l'obiettivo di coinvolgere cittadini e scuole in un percorso di consapevolezza e prevenzione, al centro dell'edizione 2026 di Marzo Donna, la rassegna promossa dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Venezia con municipalità e associazioni. Questo è un messaggio che noi veicoliamo nel corso di tutto l'anno, soprattutto quando parliamo dei percorsi di uscita dalla violenza e quando ci rivolgiamo anche a un pubblico più giovane, che la donna va senz'altro amata e rispettata. Oltre 100 gli appuntamenti fino al prossimo aprile. Ma anche concerti, mostre, attività sportive, valorizziamo ancora una volta i mestieri antichi, quindi l'artigianato al femminile come il merletto. Sappiamo che c'è una candidatura in corso, una candidatura UNESCO per il merletto a tombolo e il merletto ad ago, quindi tante iniziative che vanno a valorizzare tutto quello che riguarda la donna. La deputata Martina Semenzato ha richiamato la necessità di mantenere alta l'attenzione durante tutto l'anno, ricordando il rinnovo dei fondi nel milleproroghe per il contrasto ai disturbi del comportamento alimentare. Si parlerà di donne, ma si parlerà soprattutto di empowerment, di indipendenza economica, di violenza di genere, di conciliazione vita e lavoro, di disturbi alimentari. Avete capito l'importanza anche di investire anche su questa figura femminile, vedremo cosa accadrà, però capite bene che non ci siamo. Visto che parlavamo anche di immobili, andiamo a vedere a Vicenza IPAB Asta Immobili, andiamo a vedere cosa succede. Un'asta pubblica per la vendita di 14 immobili tra le province di Vicenza, Venezia e Trento. Piano di alienazione dell'IPAB con base d'asta complessivi che si aggira attorno al 7 milioni di euro. Beni che immessi nel mercato, spiega il presidente Achille Variati, possono trasformarsi in aiuto finanziario finalizzato a mantenere la qualità dei servizi e a programmare lo sviluppo dell'offerta sociosanitaria vicentina. Per ristrutturare le residenze che noi abbiamo, quindi il Salvi, il Trento in particolare, che sono residenze vecchie, piene di calore ma che hanno bisogno di tanti lavori. E poi per una nuova struttura che noi vorremmo creare a Laghetto, su un terreno di nostra proprietà, per altri 120 posti, perché la domanda sociale sulla non autosufficienza è terribile. E sono i numeri delle liste d'attesa che danno un quadro della complessità e dell'emergenza sociale legata agli anziani non autosufficienti. 1000 famiglie nella sola ULSS numero 8 sono in attesa di poter portare il loro caro dentro una struttura che ovviamente lo accolga perché non più autosufficiente. Operazione che permetterà anche di recuperare il patrimonio cittadino esistente e riqualificarlo. Questa operazione di IPAB ci consente, insieme a quella già fatta su Palazzo Serbelloni e su un altro grande edificio in Viale Trento, anche di recuperare strutture, di recuperare immobili da tanto tempo abbandonati, di rifare al loro interno appartamenti, quindi di ridare vita alla città e dare una risposta alla necessità enorme che c'è di appartamenti in una città in cui in questo momento è difficilissimo trovare, sia in affitto che acquistando. Avete capito, se avete sentito che numeri ha dato anche Variati, 1000 famiglie attendono di entrare in queste strutture
si parla in continuazione di vendita, bisogna vedere chi acquista, cosa vorrà fare, questi soldi quando verranno impiegati, perché poi dal dire e il fare c'è di mezzo il mare, il tempo che intercorre tra quando venderò, quando riuscirò anche a ricostruire, soprattutto io non riesco proprio a capire, abbiamo dei numeri incredibili che veramente stanno aspettando e non possono aspettare chissà quanto, e qualcuno dovrà pure intervenire perché sono numeri impressionanti, i giovani non trovano casa, non ci sono RSA sufficienti, non abbiamo personale, si parla, però io non vedo che la politica stia accelerando per dare delle risposte, no. Sono molto preoccupata, io parlo per cosa diretta perché ho un banco alimentare, mi confronto con altri banchi alimentari, altre associazioni e veramente non ce n'è per nessuno, non riusciamo a capire dove qualcuno vorrà andare a parare e soprattutto invece di capire che abbiamo 6 milioni di poveri che stanno aumentando e sono le nostre famiglie per bene che purtroppo grazie a questa crisi maledetta che sta arrivando, adesso sentite, avete visto, è aumentato tutto, le bollette impazziranno, per fortuna sta arrivando la primavera, almeno quello, perché veramente se il gas andrà alle stelle e l'energia elettrica, veramente io non saprò dove andare a parare. Detto questo io vi ringrazio, vi saluto come sempre e andiamo a vedere il vostro assegno che questo, grazie a questo grande 5 per 1000 che voi continuate a dare ai veneti schiacciati dalla crisi, permette che io aiuti queste realtà. Grazie, a domani mattina. How many roads must a man walk down? Ciao, hai visto? Noi donne qua. How many seas must the white dove sail? Che avvenire gli possiamo dare noi a questi ragazzi? Hanno portato curriculum dappertutto, non trovano lavoro da nessuna parte. L'altro mio figlio, questo qua, come si chiama? Michael. L'hanno licenziato, ha dovuto scappare, è venuto a abitare dalla mamma, dai genitori. E io potevo mettere fuori mio figlio con 3 figli su una strada. Allora, tu sei il più vecchio? Michael. Poi chi c'è dopo Michael? Kevin. Loris. Dylan. Sono andato a vedere di fare qualche vendemmia, ma fanno tutti quanti con le macchine. Io so che tu hai cercato tanto lavoro quest'estate. Sì, sono andato in tutte le spiagge a cercare lavoro stagionale, però tutti rispondevano che non c'era lavoro e certi anche ti mandavano via veramente come un cane. Una cosa che ti manca, che vorresti avere e non riesci a averla? Una montagna di soldi. L'unica roba che potrei avere. Comunque guarda, questa è la bolletta che abbiamo pagato perché sennò tagliavano la luce a questa famiglia. Io questo assegno, Riccardo, vorrei consegnarlo oltre a te, però darlo a Morena, perché penso che come mamma abbia tante cose da fare con questo assegno. La prima cosa che farai con questi soldini? Per fare una bella spesa, tutte cose che servono. Sì. L'ABC della spesa. Sì, quella è la prima cosa. Un bel sorriso però adesso voglio da tutte e due, dai Morena, dai Riccardo, dai. Su col morale perché la vita non è solo questa ragazzi, la vita è anche bella sapete. Perciò mai perdere la speranza, vedrete che qualcosa cambierà. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Tante mille grazie. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, oggi siamo a Treviso e guardate la sorpresa. Cucù! Ciao Lina, ciao. Buongiorno. Ciao. Hai visto che sono arrivata? Bene, grazie. Allora intanto Lina prendi le borse. Oh, grazie. Adesso facciamo vedere un'altra sorpresa prima della nostra. Dov'è? Che emozione!
Che emozione, sì. Allora, questa lavatrice è arrivata dal generale Giancarlo Iannicelli, che gliel'ha regalata. Quella sera era in trasmissione con Nicolina, ha capito l'urgenza della lavatrice in questa casa con 2 bimbi piccoli, quei problemi che ha poi Nicolina, ed è arrivata la lavatrice nuova. Ma non solo, poi è arrivato Emilio Zago, che ha fatto gli allacciamenti, ed è anche lui un nostro affezionados, è una persona anche che noi abbiamo aiutato e che a sua volta sta aiutando. Sì, Vedi molto la solidarietà. simpatico. Cosa vuoi dire, Nicolina, a questa gente che ti sta molto vicino? Io li ringrazio di tutto cuore per tutto quello che stanno facendo, soprattutto per i miei bimbi. Lo voglio proprio spiegare questo. Io non ho chiesto niente per me, perché come ho detto anche un'altra volta, io posso andare anche a dormire in mezzo a una strada. È per i miei bambini quello che sto facendo. Non voglio dire che voglio essere milionaria o chissà che cosa. Voglio solo potergli comprare da mangiare ai miei figli. Perché anche quello mancava. Sono 2 bellissimi bambini. Lui è nato con una pielectasia renale, si chiama. Gliel'hanno dovuta asportare, però tutto quello che c'è dietro dopo l'intervento nessuno te lo dice. Mio figlio usa vari farmaci, adesso per esempio sta usando il cortisone perché purtroppo ha difficoltà anche nel respirare adesso, e io tutti quei farmaci li devo pagare. Molte volte sono costretta a lasciare la metà del mio stipendio in farmacia. Tu hai uno stipendio di quanto? 600 euro al mese. E con 600 euro al mese con questi problemi non ce la fai? No, ci sono mesi che io non riesco a comprare da mangiare ai miei figli. Sono arrivata a dire anche a mia figlia: tesoro, dobbiamo fare sacrifici perché non ce la faccio. Ma è una bambina molto intelligente. È bellissima. E la mamma gli vuole un bene da morire, a tutti e 2. Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Tira fuori le mani però. Vieni. Grazie. Gira. Ecco. Cosa vuoi dire? Niente. Grazie. Cosa vuol dire, Nicolina, alzarsi al mattino, non aver soldi e sapere che la giornata è difficile perché devi comprare le medicine, devi fare la spesa? Non lo auguro a nessuno di passarlo, a nessuno davvero, no. Soprattutto quando guardi i bimbi in faccia e gli dici: questo non posso, quell'altro non posso, dobbiamo fare sacrifici, e i bimbi non dovrebbero capire certe cose. Grazie tantissimo a tutti, veramente a tutti, per tutto quello che avete fatto e che farete e che state facendo, non solo per me ma anche per gli altri. Grazie.